Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti a un altro appuntamento con Sveglia Trieste che vi terrà compagnia fino alle ore 10. Assieme a noi l'assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti dalle 8 alle 9 e dalle 9 alle 10 la consigliera regionale di Alleanza Verdi Sinistra Serena Pellegrino. Leggeremo assieme il Piccolo e il Corriere della Sera, rivedremo alcuni dei servizi andati in onda nel telegiornale di ieri. 040 977 8910 è il numero di telefono a cui chiamare, svegliatrieste@tele4.it è l'indirizzo di posta elettronica. Come sempre potete telefonare e inviare le mail quando volete. Andiamo a iniziare con il meteo. Tra oggi e domani in quota prevarrà un anticiclone con aria relativamente mite e secca, mentre nei bassi strati permarrà aria umida. Domenica pomeriggio arriverà un fronte atlantico, un altro più intenso ci interesserà martedì 28 gennaio. Per oggi su pianura e costa cielo in genere nuvoloso, con possibili nebbie di notte al mattino. Sui monti tempo migliore con cielo variabile e prevalenza di sole verso il Cadore e in giornata nel Tarvisiano. Per domani cielo coperto con possibili foschie e forse qualche pioviggine locale, tempo migliore verso il Cadore e nel Tarvisiano, zero termico a 3000 metri. Per domenica la tendenza parla di cielo in genere coperto con piogge più frequenti e consistenti dal pomeriggio, quota neve sui 1500 metri. Questa è la prima pagina del Piccolo sotto il titolo Trump, Kiev è pronta alla pace, il Green Deal è un imbroglio. Arrestato il magnate Benko, faro sugli affari a nord-est. Titolo centrale, beni all'asta per 60 milioni, ville, uffici locali e l'ex carcere, tempi più rapidi per Palazzo Carciotti, Rogito. A febbraio è stato aggiornato l'elenco delle alienazioni comunali per il prossimo triennio. C'è una sentenza del TAR che dà ragione ad un finanziere, ferie, indennità annullata, il finanziere fa causa e vince, magari vedremo più avanti. Picchiò e rapinò un anziano condannato a 7 anni, Cinema Ariston per il cantiere in stallo, slitta la riapertura, slitta di qualche settimana per dire la verità, si parla comunque di primavera. Allerta giustizia, in regione organici ridotti fino al 50%. Per quanto riguarda invece la politica nazionale, terzo mandato, a Roma si tratta, Fedriga, utile trovare la sintesi. Da Servola a Opicina si moltiplicano le segnalazioni di condizioni igieniche al limite per quanto riguarda i sottopassi. C'è un commento di Carlo Bertini, Santanchè e i 2 pesi di Meloni, e poi c'è un'intervista all'ex giocatore della Triestina Granoce, ok alla ricetta Tessere. Questo per quanto concerne il Piccolo. Andiamo al Corriere della Sera, ecco la prima pagina. Allora, sotto il titolo Antonio e Luca Percassi, ecco lo stile Dea. Poi autocritica del museo, il Louvre, la Gioconda è custodita male. Attacco di Trump, il Green Deal è un imbroglio, l'Europa ci tratta male, ora pagherà i dazi. Mosca chiede rispetto per Putin, il presidente finlandese che si chiama Alexander Stubb vuole trattare per la pace. Meloni è un attore chiave per fare da ponte con l'America e integrare l'Europa. Scontro con la Corte dell'Aia, Al-Masri in Europa da 15 giorni, perché non è stato fermato prima, dice l'Italia. Il ministro Piantedosi al Senato, il libico espulso perché pericoloso, le opposizioni imbarazzante. Dunque, candidature agli Oscar sono state rese note. E tra le candidature c'è anche quella di Isabella Rossellini nel film Conclave. C'è, vedete nell'immagine, una contrapposizione fra Isabella Rossellini e la mamma, Ingrid Bergman. Anche la Bergman interpretò una suora nel film Le campane di Santa Maria.
Tra l'altro la parte della Rossellini in conclave dura 6 minuti e, se non sbaglio, perché il film non l'ho visto, non ha battute, quindi sarebbe ancora... È difficile che vinca, perché va se si guarda ai Golden Globe, che sono una sorta di, come dire, pre-Oscar, delle volte anche per quanto riguarda i premi per gli attori, dovrebbe essere Zoe Saldana la vincitrice per la migliore interpretazione femminile non protagonista. Però insomma le sorprese ci sono sempre, e è molto bello quello che dice la Rossellini: vorrei qui i miei genitori. Magari poi vedremo di approfondire, anche perché il film italiano non è entrato nella cinquina finale. Vermiglio si intitola. Leggiamo come ogni venerdì la nota, il caffè di Grammellini. Ecco, allora, ieri nel lugubre intestino dei social c'era chi si augurava la morte di Liliana Segre, e chi quella di Corrado Augias. Mi ha colpito che a scatenare la gazzarra non sia stata una dichiarazione degli interessati su qualche vicenda politica particolarmente sensibile, è stata invece una innocente e pacifica celebrazione. Nel caso della Segre si festeggiava l'uscita del documentario sulla sua vita, e nel caso di Augias il 90° compleanno. Esistono dunque persone di orientamenti politici probabilmente diversissimi, accomunate da un sordo livore nei confronti della popolarità e financo della longevità altrui, e che di fronte a due anziani saggi, i quali hanno sempre fatto della compostezza il loro tratto distintivo, si ritengono autorizzate a deporre ogni scrupolo di deferenza per aprire la valvola dei cattivi pensieri. Che un numero crescente di odiatori della tastiera rinunci all'anonimato e cominci a firmarsi con nome e cognome sembra suggerire che ormai tutti si sentono autorizzati a essere orribili. D'altronde il linguaggio di certi personaggi pubblici è talmente sguaiato che diventa difficile pretendere l'aplomb dagli ultra. Eppure rimango convinto, scrive Grammellini, che una parte della responsabilità sia delle modalità di comunicazione proprie dei social, che rifuggono le sfumature e contemplano solo i viva e gli abbasso. Voglio ancora illudermi che chi ha rivolto auguri digitali di morte a Segre e Augias, se li incontrasse di persona, chiederebbe loro un selfie. Restiamo sul Corriere, andiamo nella seconda pagina, che si occupa del caso Al-Masri. Rimpatriato è pericoloso, dice Piantedosi. Secondo il ministro degli esteri Tajani, la Corte internazionale dell'Aia non è la bocca della verità. Il titolare ancora del Viminale: ho adottato un'espulsione per la sicurezza dello Stato. Ma vediamo, ricostruiamo le tappe. Il 18 gennaio scorso la Corte Penale Internazionale emette un ordine di cattura per Nayem Osama Al-Masri, generale libico, per le torture che avrebbe ordinato nel carcere di Mitiga, nelle vicinanze di Tripoli. Il 19 gennaio il militare libico viene arrestato a Torino. Il procuratore generale di Roma chiede al Ministero della Giustizia cosa fare, ma non ottiene risposta. L'arresto non è convalidato e Al-Masri viene rimpatriato. Il ministro dell'Interno Piantedosi ieri al Question Time in Senato ha spiegato che il generale libico è stato espulso perché è ritenuto molto pericoloso. Opposizioni all'attacco con la protesta di ABS. Qui c'è anche una piccola foto. Scontro tra Roma e l'Aia sulle procedure e sulle date. Lui è in Europa dal 6 gennaio. Il mandato d'arresto trasmesso all'ambasciata italiana in Olanda. All'arrivo a Londra e poi in Germania nessuno ha segnalato la presenza del generale. Secondo la Corte dell'Aia sono state seguite le procedure con i canali istituzionali previsti in questi casi. C'è un'intervista con un attivista, David Yambio. In carcere l'ho visto uccidere e compiere violenze anche per divertimento. Incomprensibile lasciarlo andare. L'Italia mi ha dato protezione, non conosce le mie sofferenze, chi me le ha inflitte, che messaggio manda alle vittime. Al-Masri è il direttore dell'istituzione Riforma e Riabilitazione di Tripoli, che supervisiona diversi istituti penitenziari. Secondo la Corte Penale Internazionale, nel carcere di Mitiga sarebbero stati commessi crimini di guerra e contro l'umanità.
Andiamo ancora avanti con il Corriere. Ancora, l'opposizione, i ministri mentono e chiede che Meloni vada in aula. Paita di Italia Viva sconcertati dalla Premier, voleva la caccia ai trafficanti. Schlein, Palazzo Chigi coinvolto. Il Movimento 5 Stelle attacca AVS, invoca le dimissioni di Nordio. Berlusconi e Gheddafi, poi Minniti con le tribù, le intese Roma-Tripoli. L'obiettivo di frenare le partenze dei migranti. Il trattato di amicizia, partenariato e cooperazione fu firmato dall'allora leader di Forza Italia. E qui ci sono anche le immagini. Già che ci siamo, vediamo, finiamo queste pagine del Corriere della Sera. Libano, Netanyahu vuole rinviare il ritiro, no della Casa Bianca, domani Hamas dovrebbe liberare 4 donne, la paura che esca la lista dei morti. Poi c'è la questione Houthi, la milizia yemenita punta a rimpiazzare Hezbollah nell'asse della resistenza, ma non è una semplice pedina dell'Iran. No, questo magari ce ne occupiamo dopo, adesso andiamo al piccolo e vediamo le pagine successive alla prima. Allora, giustizia, emergenza organici, carenze gravi, toccati livelli di scopertura del 50% per gli amministrativi, l'ordine degli avvocati, così si va verso la panalisi. Allora, livello di scopertura in percentuale, Trieste 47%, Gorizia 53%, Udine 43%, Pordenone 40%. Domani c'è l'inaugurazione dell'anno giudiziario, il piccolo ricostruisce anche una sorta di geografia del sottorganico, il processo telematico finora non sta aiutando, a Trieste incognita UPP e maxi carichi di lavoro. La situazione peggiore a Gorizia, continuare il servizio è quasi impossibile, a Pordenone giudici di pace in difficoltà, a Udine si allungano i tempi di attesa. Contenziosi tributari, impennata dei ricorsi ed effetto superbonus, dopo anni di calo il 2024 ha fatto segnare un aumento del numero di liti con il fisco, nelle corti di primo grado sono state 1161 rispetto alle 838 registrate nel corso del 2023. A Roma la trattativa sul terzo mandato, Fedriga fare sintesi. Fedriga ha parlato a margine della conferenza delle regioni a Roma, in ballo il futuro del sistema democratico, ritengo che dove vi sia l'elezione diretta i cittadini possano scegliere e quindi confermare o meno una maggioranza. Discussione in corso all'interno della maggioranza, dice Fedriga, sull'autonomia e nel programma serve a far rispettare la Costituzione. Vediamo anche l'altra pagina, eccolo qua. Il PD, la povertà non è una colpa, servono più strumenti di welfare. Conti, c'è una grande richiesta di protezione sociale, Martinez, più prevenzione e risorse. Piante dosi sul caso Al-Masri, espulso perché pericoloso, e poi minacce sui social, insulti dopo il film, Segre amareggiata ma non si ferma. Ancora carburante su di 1-2 centesimi, aumentano le accise su diesel e sigarette. Poi chiudiamo i 2 pesi di Meloni sul caso Santanchè e il commento di Carlo Bertini. Allora, incominciamo, in attesa del collegamento con la sala operativa della Polizia Locale, a rivedere alcuni dei servizi andati in onda ieri. C'è stato un furto, come sapete, in un appartamento di via Frescobaldi l'altro ieri, ma sarebbero almeno altri 2 gli episodi che hanno toccato il vicinato, fra furti in appartamento o danni alle automobili.
Strano perché mi stavo qua 16 anni, era sempre un rion tranquillo. Un residente di via Frescobaldi lo afferma quasi rassegnato ai nostri microfoni. Da un po' di tempo più di qualcuno è preoccupato dalla scia di furti o vandalismi avvenuti nella zona. Quello messo a segno ieri mattina non è l'unico colpo che ha interessato la via. L'appartamento del signor McDonald, messo a soqquadro dai ladri, è stato l'ultimo di una serie di atti criminali, come riferisce l'abitante del quartiere, amareggiato per quanto accaduto al vicino di casa e preoccupato per ciò che sta accadendo nelle ultime settimane. Sì, anche nel mio condominio, qua il numero 6, un paio di mesi fa, entrai in piena mattinata, che buttasse quadro tutta la casa e portava via tutto l'oro e tutto. Anche i nostri amici che sta al numero 5, gli entrai a casa e portava via tutto l'oro, i soldi, quelle cose là, e anche altri appartamenti qua in zona. Adesso ultimamente tra furti, spacca i vetri delle macchine, anche sotto casa nostra che spacca, e adesso ancora nelle abitazioni, non si è più tranquilli. Ma lei ha visto giri strani, persone nuove? Mi sono sempre in giro qua, che sono in pensione, però non ho visto nessuno, non c'è nessuno, anche ieri mattina io ero proprio in giro qua. Adesso non so se era qualcuno apposta per controllare la zona, però in tempo di 2 ore che se ne su a portare via tutto, povero. Alla vittima del furto di ieri sono stati portati via preziosi, oggetti e contanti, più le webcam che aveva collegato per raggiungere un grado di sicurezza nel proprio alloggio, immagini che forse potrebbero essere recuperate da un archivio in cloud, visto che alcuni supporti fisici sono stati derubati. Immagini utili alle indagini delle forze dell'ordine. La sensazione è quella di una banda che ha messo gli occhi sulla zona, forse aiutata da qualcuno che sempre in zona conosce chi vi abita sapendo dove andare a colpire. Ora la richiesta del vicinato, oltre a una maggior presenza di personale di polizia, è quella di attrezzare la via di telecamere o almeno i condomini con i videocitofoni. Vediamo di proseguire con la lettura del Piccolo. Gelo a Davos, Trump impianti negli Stati Uniti oppure dazi. Collegato in videoconferenza il Presidente degli Stati Uniti ha promesso tasse al 15% per chi produrrà negli States, stroncate le politiche ambientali, il Green Deal è un imbroglio. Bersagli del discorso gli sprechi di Biden e l'Unione Europea che maltratta le big tech, bon, insomma. Allora, c'è una tabella e possiamo vedere, perché mi sembra anche che sia una tabella abbastanza leggibile, o quantomeno che posso leggere io. Allora, nel 2023 tutti i paesi dell'Unione Europea hanno esportato 503,8 miliardi di euro di beni negli Stati Uniti e ne hanno importati 347, 157 miliardi di euro di surplus commerciale a favore dell'Unione Europea. Secondo Eurostat, solo 7 paesi dell'Unione Europea avevano un deficit commerciale personale con gli Stati Uniti. I settori con maggiore esportazioni in Germania, automotive e colossi chimici, in Italia auto e beni strumentali, in Irlanda medicinali. Dove sono in vantaggio invece gli Stati Uniti? Servizi. E questo squilibrio è alimentato dal colossale deficit dell'Irlanda, dove si trovano le sedi europee dei grandi gruppi digitali americani, Apple, Google o Meta, che pagano ingenti royalties e diritti di licenza alle loro società madri negli Stati Uniti. Per quanto riguarda la spesa militare, Rutte, che è il segretario generale della NATO, rimprovera i paesi ritardatari, il 2% serve subito, è il target fissato 10 anni fa in Galles, a breve non basterà più nemmeno lontanamente. C'è stato sempre a Davos un intervento del presidente argentino Milei: non sono solo, l'Occidente tornerà grande, rendiamo di nuovo grande l'Occidente, infianchito dall'ideologia woke, e viva la libertà, maledizione. A Davos va in scena il Milei Show, con un presidente argentino che si prende la rivincita sull'elite di politici, magnati finanziari e multinazionali che un anno fa lo avevano snobbato, e attacca per gran parte del suo discorso la cultura woke. C'è anche questa foto, lo vedete assolutamente lo vedete con Zelensky. Dice ancora
Milei c'è la difesa di Musk ingiustamente vilipeso per il braccio alzato all'inauguration day di Trump, e quella dell'ex presidente brasiliano Bolsonaro, colpito da una censura dei giudici che non l'hanno mandato a Washington. Ma soprattutto c'è la richiesta di seguire l'esempio dell'Argentina per rendere l'Occidente di nuovo grande, tagliando la testa alla piovra che è per lui lo Stato socialista. Allora, siamo collegati con la sala operativa della Polizia Locale. Sentiamo chi è in linea con noi per le ultime notizie, il commissario De Grassi. Per le ultime notizie per quanto riguarda viabilità e traffico, c'è qualcosa da segnalare, commissario, nella notte, o è stato tutto tranquillo? Buongiorno Bosazzi e a tutti i telespettatori, ma diciamo la notte mi dicono abbastanza tranquilla. Comunque si sono verificati 2 incidenti stradali, niente di grave fortunatamente, trattavasi di solo danni materiali. Per quanto riguarda il momento attuale, il tempo è ancora, pur non piovendo, il tempo è ancora molto umido, perciò attenzione al manto possibilmente scivoloso delle carreggiate, soprattutto nelle prime ore. Attenzione, come dico sempre, ai cantieri temporanei, divieti soprattutto temporanei, leggere bene eventualmente le prescrizioni. Per il resto non abbiamo particolari interventi in atto, il traffico è tranquillo, visto anche l'ora, ovviamente si intensificherà soprattutto con l'inizio delle attività scolastiche e delle attività commerciali. Per il resto della giornata non abbiamo niente di particolare in nota. Voglio ricordare, come ho già fatto ieri, che domani invece, sabato, dalle 15.30 con previsione di fino alle 19.30 ci sarà un corteo che dovrebbe partire, almeno il percorso è previsto, anche se c'è un tavolo tecnico questa mattina, se non sbaglio, in quest'ora, dovrebbe partire da Piazza Oberda, percorrere la via Ghega, la Piazza Libertà, il Corso Cavour, la via Milano, la via Carducci in salita, imboccare Reti, Gallina e finire in via Goldoni. Questo è il percorso ipotizzato e probabile. Comunque, come si può notare, è un percorso in centro città che produrrà sicuramente nocumento a tutto il traffico e le attività cittadine. Da che ora, commissario? È prevista la partenza alle 15.30, okay. Ma da esperienza personale so che non è mai, e difficilmente viene rispettato, di solito viene sempre posticipato fino a che non si raggiungono dei numeri di adesione abbastanza corposi. Se non c'è altro, commissario, direi che ci possiamo sentire alle 13.20, ove non fosse necessario comunicare qualcosa, nel qual caso siamo qua, ecco, insomma. Ovviamente, saluto a tutti. Grazie commissario, ci sentiamo più tardi, buona giornata e buon lavoro. Proseguiamo con i nostri servizi. Flavio Pino, segretario provinciale di Gorizia del Sindacato Autonomo di Polizia, interviene sulla rivolta al CPR di Gradisca che fra martedì e mercoledì notte ha provocato 9 feriti, 4 dei quali provenienti da Padova, tra le forze dell'ordine, e un bollettino di guerra continuo. Vediamo il servizio. Praticamente risulta un bollettino di guerra, più che una relazione di fine servizio. I poveri colleghi sono costretti a fronteggiare delle cose che vanno al di là del normale servizio, no? Il pensiero di Flavio Pino, segretario provinciale del SAP di Gorizia, comprensibilmente va ai 9 agenti delle forze dell'ordine, 4 dei quali in forza al secondo reparto mobile di Padova, rimasti feriti con prognosi dai 3 ai 21 giorni negli scontri verificatisi al CPR di Gradisca la notte fra martedì e mercoledì. Il sindacato autonomo di polizia non è l'unico a denunciare da tempo l'insostenibilità della struttura. Pino non usa giri di parole per indicare l'unica drastica soluzione al problema. La chiusura, sicuramente noi come SAP l'abbiamo manifestato, la chiusura per una congrua ristrutturazione, insomma, per renderlo in maniera molto più sicura e per mettere nelle condizioni ai colleghi di lavorare in maniera più seria, più tranquilla. Quanto accaduto 2 giorni fa, preceduto da un'altra protesta avvenuta 2 giorni prima, è l'ultimo di una lunga serie di episodi, alcuni dei quali conclusisi in maniera tragica. Siano tali episodi provocati per sottrarsi al rimpatrio o causa le condizioni di vita all'interno della struttura, alla base vi sarebbe un'altra considerazione. Organizzano queste rivolte perché non vogliono stare lì, assolutamente, sanno di essere rimpatriati chiaramente, e questo tra di loro genera della sofferenza, diciamo, ma è la legge che
che stabilisce questo, insomma, persone che non hanno nulla da perdere mettono in atto tutte queste cose, insomma. Fra l'altro, sottolinea Pino, ora si pone un ulteriore problema, in attesa che la struttura interna del CPR, danneggiata dalla rivolta, sia bonificata. Rompendo tutti i plexiglass e quindi venendo a contatto le varie vasche che sono divise tra di loro, adesso praticamente al posto di 10 operatori per la vigilanza ne servono il doppio, quindi 2 pattuglie da 10. Provoca anche delle conseguenze incredibili sul servizio, no? Sul presidio del territorio. Ecco. Allora, ancora politica estera nelle pagine interne del Piccolo, sempre il presidente degli Stati Uniti, Kiev vuole un accordo, Mosca chiede un dialogo alla pari, il neopresidente ribadisce incontrerò presto Putin, Peskov aspettiamo segnali che non arrivano. Per quanto concerne i primi ordini esecutivi emanati da Trump, c'è un giudice che boccia l'abolizione dello ius soli, laddove invece qui c'è un'altra tabella che riguarda le sanzioni degli Stati Uniti alla Russia. Gli Stati Uniti aderiscono alle principali sanzioni adottate in ambito G7 e Unione Europea, tra queste il congelamento di centinaia di miliardi di dollari di fondi della banca centrale, la sospensione di alcune delle maggiori banche russe dal sistema SWIFT, il price cap imposto all'esportazione di greggio. Contro il settore petrolifero russo invece, lista nera per 2 tra le più grandi compagnie del settore, sanzioni verso 183 navi della cosiddetta flotta di petroliere fantasma, prese di mira anche 2 compagnie assicurative russe che forniscono copertura alle petroliere. Nel maggio scorso gli Stati Uniti avevano deciso per il blocco delle importazioni di uranio arricchito dalla Russia, utilizzato per alimentare le proprie centrali nucleari. Anche 46 democratici, siamo sempre negli Stati Uniti, firmano la legge anti-migranti, laddove all'Eurofestival, all'Eurovision, canterà anche una artista sopravvissuta agli attacchi del 7 ottobre. Era al festival attaccato da Hamas, si salvò sotto i corpi fingendosi morta, devo la vita a quei ragazzi rimasti uccisi, la musica aiuta la mia guarigione. Ho passato 7 ore in quell'inferno e per uscire ho dovuto camminare sui morti. Linea dura sui migranti anche dalla CDU tedesca, 10 anni di errori, questo è Friedrich Merz, in testa nei sondaggi, forse prossimo cancelliere, però non si può mai dire, e poi ergastolo al killer 18enne che in Gran Bretagna fece una strage di bimbe al saggio di danza. Allora, finisce la parabola del re Mida austriaco, arrestato Benko, ricercato in 4 paesi, fermato nella sua villa a Innsbruck, è indagato per il crack del gruppo immobiliare da lui fondato. Il patrimonio nell'estate del 2023 ammontava a 5,5 miliardi. Ancora cronaca, in questa parte del Piccolo, accoltellato al collo all'uscita di scuola, è avvenuto a Roma, grave un 17enne. Braccialetto elettronico per l'ex boss Felice Maniero, picchiava la sorella, tecnici e imprenditori al processo per le torri di Milano. Pola, condannato a 40 anni per l'omicidio dei genitori, Vedran Basic aveva sparato a 2 coniugi e avvolto i loro corpi in sacchi di nylon. Puntava a far avere l'eredità alla sorella, dovrà sottoporsi a cure psichiatriche. La Serbia espelle 13 persone, 5 fanno parte di ONG croate. Proseguiamo, poi ci fermiamo per la pubblicità. Barriere antirumore in autostrada, piano da 27 milioni per 12 comuni, il presidente Monaco e il sottosegretario Savino, investimento importante per il benessere dei cittadini. Gorizia 2025 sbarca a Roma, Federica un simbolo per le istituzioni Unione Europea, entrerà nella storia. Dopo la pubblicità ripartiremo con il servizio della presentazione nazionale, soprattutto della cerimonia inaugurale di Gorizia 2025. Ma ci vediamo dopo la pubblicità.
Allora, ci eravamo lasciati con la presentazione, con la lettura del servizio sul piccolo della presentazione nazionale di Gorizia 2025, soprattutto per quanto concerne la giornata di apertura l'8 di febbraio. Vediamo il servizio. Nel Novecento il conflitto è stato un momento di divisione, di conflitto, di sofferenze. Oggi viene stravolta questa visione e stramuta invece in una grande opportunità di crescita e di sviluppo, che è quello che vuole rappresentare un po' la capitale europea della cultura, e essendo cuore di Europa culturale, ma non solo, la nostra area è un cuore d'Europa anche logistico fondamentale, penso che questo possa dare una nuova prospettiva a tutto il continente. Così il presidente della regione Massimiliano Fedriga, intervenuto oggi a Roma alla presentazione del programma ufficiale della cerimonia di apertura della capitale europea della cultura, intitolato Da stazione a stazione, in programma sabato 8 febbraio, data scelta per ricordare la scomparsa del poeta sloveno Franz Prešeren e la nascita di Giuseppe Ungaretti. La cerimonia di apertura di Go 2025 inizierà alle 10 dalla stazione di Gorizia. Saranno presenti il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la sua omologa slovena Nataša Pirc-Musar, assieme a decine di rappresentanti degli Stati europei e della Commissione europea. Il programma si snoderà con una serie di eventi, sfilate e cortei, momento clou dalle 16 in piazza Transalpina, feste fino a tarda notte. Fedriga ha inteso sottolineare l'impegno della regione per l'intero corpus dell'evento, che come è noto si snoderà durante tutto l'anno e comprende una fitta serie di appuntamenti. Eventi di carattere internazionale, penso alle grandi mostre, ho citato quella di Villa Manin con artisti del calibro di Van Gogh, Manet, Monet, Hopper, veramente una mostra straordinaria e unica a livello europeo, ai grandi concerti. Abbiamo da Sting, Alanis Morissette e moltissimi altri artisti nazionali e internazionali che solcheranno i palchi del Friuli Venezia Giulia, e poi la grande collaborazione con la Slovenia, dove 1000 eventi del programma ufficiale di Nova Gorizia 2025 si svolgeranno nei nostri territori. Continuiamo la lettura del Corriere della Sera, poi ci occupiamo di un argomento che con tutta probabilità sarà al centro anche delle discussioni con i nostri ospiti, che vi ricordo sono Pierpaolo Roberti, assessore regionale alla sicurezza, e Serena Pellegrino, consigliera regionale di Alleanza Verdi Sinistra. L'Europa è sleale con le big tech, venite negli Stati Uniti o pagate i dazi. Trump avverte gli imprenditori e su Kiev colpa di Putin se la guerra non è finita. Salvini segue gli Stati Uniti, l'Italia esca dall'OMS. Gli imprenditori e l'effetto Donald potrebbe favorire una nuova unità. E anche qui c'è la immagine di il presidente argentino Milei e di Zelensky. Io non capisco sta mania di mettere l'età delle persone. Ius soli, la difesa di un giudice, il presidente minaccia Biden, no alle restrizioni per i figli degli irregolari, desecretati gli atti sugli omicidi dei Kennedy e di King. Questo invece è il giudice federale di Seattle, nominato da Ronald Reagan, a 84 anni, ha bloccato per ora l'ordine esecutivo di Trump sullo ius soli. Scontro sull'intelligenza artificiale, Bannon su Musk va frenato, Trump difende gli investimenti, probabilmente anche nella prossima pagina, insomma sì, più o meno. La propaganda di Putin insorge per la lesa maestà, è inutile farsi illusioni, il leader degli Stati Uniti è un nemico, i media vicino al Cremlino, teppista politico di quartiere, poi qui c'è ancora appunto Musk e Bannon. Bannon ha 77 anni, Musk ce ne ha 53, non so, vabbè. Una Germania forte e più armata, Merz prepara la rottura epocale. Il candidato cancelliere della CDU infrange un tabù e annuncia dal giorno 1 controlli ai confini. Allora, vi dicevo di un argomento del quale si sta parlando in questi giorni, è quello dell'istituzione delle zone rosse
e anche delle chiusure anticipate dei locali all'interno delle zone rosse. Secondo il segretario provinciale del Partito Democratico Maria Luisa Paglia, sarebbe uno strumento inefficace che rischia di penalizzare gli esercenti onesti. Vediamo allora intanto quello che ha detto proprio ieri a Sveglia Trieste la Paglia. Sarà una misura pressoché inefficace nel senso che la sicurezza la vogliamo tutti. In zona per esempio Piazza Goldoni, Largo Barriere, già da mesi stazionava una volante della polizia. Non è che prima non facevano il loro dovere, non è che c'è stato un potenziamento delle forze dell'ordine o si farà qualcosa in più. E la critica della segretaria provinciale del Partito Democratico Maria Luisa Paglia allo strumento delle zone rosse in vigore da lunedì a Trieste. Paglia ritiene inoltre poco equo il provvedimento di chiusura dei locali a mezzanotte, per il quale si sono già levate le prime proteste da parte degli esercenti. È una misura un po' che colpisce appunto tutti indistintamente. Se ci sono delle forme di delinquenza bisogna colpire quei casi, ma così una misura che colpisce tutti intanto diventa inefficace. Per farla breve, è come se io da insegnante invece di sanzionare e sospendere un alunno, sospendo tutta la classe. Tanti, secondo la segretaria Dem, gli strumenti possibili per raggiungere l'obiettivo sicurezza attraverso la prevenzione. Diciamolo pure, una città che si propone per una visione turistica. Noi con questa istituzione di zone rosse sembriamo una di quelle città invivibili. Bisogna intanto risalire alle cause. Ci sono tante buone pratiche a cui si può fare riferimento. Ci sono città che hanno istituito l'assessorato della notte per capire, fare dei confronti, dei tavoli con le persone interessate, i commercianti in primo luogo. E ci sono delle città in cui c'è una volante che non solo la volante accompagnata da un'ambulanza con un assistente sociale, uno psicologo, ci sono città dove si instaura un educativo di strada, la prevenzione sì, migliorare l'illuminazione, ci sono tanti modi. Vediamo invece quello che ci ha detto il consigliere comunale di Forza Italia Lorenzo Giorgi, che è stato anche assessore al commercio, secondo il quale le zone rosse sono indispensabili per garantire sicurezza, ma servono deroghe per tutelare i locali virtuosi. Dobbiamo far sì che i nostri esercenti virtuosi, che nulla hanno a che vedere, anzi che sono sempre penalizzati dalla presenza di queste bande, di persone che dovrebbero essere rimandate a casa o finire in galera, perché questo è quello che avviene e deve avvenire a chi delinque. Ecco, i nostri imprenditori invece non possono essere vittime di questa situazione. Le zone rosse sono indispensabili per la sicurezza, ma gli imprenditori onesti di Trieste non possono essere le vittime del provvedimento. Servono deroghe alle restrizioni contenute nelle ordinanze del sindaco, in vigore fino al 31 marzo. A parlare non è un esponente dell'opposizione, ma il consigliere di Forza Italia Lorenzo Giorgi, ex assessore al commercio, che raccoglie le richieste di alcuni imprenditori nel settore di bar, ristoranti e movida triestina. Se da una parte è necessario avere una presenza più corposa e cospicua delle forze dell'ordine sul territorio, perché è impensabile che questa situazione creata purtroppo non da nostri concittadini ma di persone che probabilmente sono illegalmente qui in Italia debba essere regolamentata, perché la sicurezza dei cittadini va al primo posto. Le scene che abbiamo visto sono scene su cui non siamo abituati a Trieste, ma che indubbiamente non possono essere così all'ordine del giorno nella preoccupazione dei cittadini. Dall'altra però dobbiamo andare anche a tutelare chi in questa città crea posti di lavoro, crea impresa. E per quello che riguarda le chiusure ci devono essere delle deroghe, ci devono essere delle situazioni, bisogna analizzare. Io penso, non so, alla zona di Piazza Verdi ad esempio, dove è impensabile far chiudere ai nostri imprenditori che danno posti di lavoro e creano ricchezza per il territorio le attività a mezzanotte. Bisogna analizzare le varie situazioni. Allora, prima pagina dei Cronaca Triestina del Piccolo. Ville, uffici e l'ex carcere, il piano da 60 milioni di alienazione degli immobili. Allora, vediamone alcuni. L'ex prigione femminile di Via Tigor, il nuovo tentativo dopo anni di idee. Entro il prossimo anno il Comune proverà a vendere l'ex carcere femminile di Via Tigor. Anni fa si pensò di trasformarlo in un park multipiano, ma l'idea non andò mai in porto.
Casa Francol, terminati i necessari passaggi di regolarizzazione, anche Casa Francol andrà all'asta. Il fatiscente palazzo di Civitavecchia è stato recentemente oggetto di polemiche. Secondo adesso Trieste, l'immobile andrebbe destinato a spazi di aggregazione più che venduto. Poi anche l'ex macello comunale di Aquilinia. Questa immagine non capisco, pareva, vediamo di... Palazzo Carciotti, Rogito a inizio febbraio, approvato il contratto con le Generali, ancora via dell'Università 7, questo mi tocca un po' da vicino perché insomma io ci ho studiato al 3, però via dell'Università 7 era appunto la sede ufficiale. Dunque, qui forse c'è anche un inghippo, nel senso che la sede è usata dall'Ateneo in virtù di un lascito testamentario del barone Revoltella. Verrà frazionata in 2 parti, quella sita in Androna Baciocchi, utilizzata per attività didattiche, verrà ceduta all'università, l'altra venduta a terzi. Arriva sul mercato anche l'alloggio di Via Romagna 98, in precedenza residenza del Presidente della Corte d'Appello. Poi, tra gli immobili già aggiudicati, anche l'ex pescheria di via Biasoletto, venduta per 25.000 euro, il doppio del valore inizialmente riportato nel piano di alienazioni. Dopo diversi anni di abbandono, il contratto verrà stipulato a breve. Io ancora non ho capito però quale sia quell'immagine accanto al titolo, però non abbiamo tempo per indagare di più. Allora, dunque, nuova frenata al Cinema Ariston, la riapertura slitta in primavera, la sala ristrutturata di San Vito ancora non è pronta, la cappella underground, ritardi fisiologici, l'esterno del cantiere e i lavori all'interno della sala. La sala sarà anche rimessa a posto, verrà ricavato, insomma, chi ha frequentato il Cinema Ariston ricorderà quello spazio, diciamo, a sinistra, abbastanza largo, diciamo, a lato della platea. Quello spazio verrà destinato a sede di mostre, eccetera, per cui, voglio dire, c'è anche un ripensamento degli spazi interni, non soltanto una ristrutturazione. Speriamo che i lavori si concludano quanto prima, perché il Cinema Ariston, per tutta una serie di ragioni, è un patrimonio della cultura della nostra città e anche, come posso dire, anche un patrimonio della memoria di chi quel cinema lo frequentava anche nella versione estiva. Cambiano le regole dei nidi per favorire i bimbi prematuri. Con una modifica al regolamento comunale relativo ai nidi d'infanzia e ai servizi educativi, Trieste diventa la prima città in Italia ad adeguarsi alle esigenze dei bambini nati prematuramente. Vediamo anche in questo caso il servizio che abbiamo realizzato ieri. Trieste è il primo comune in Italia che adegua i servizi educativi alle esigenze dei bambini nati prematuramente. Come? Con la modifica al regolamento dei nidi d'infanzia e dei servizi educativi per la prima infanzia, che consente ai bambini nati prematuramente di accedere ai nidi comunali e nella sezione dei più piccoli, laddove l'età anagrafica calcolata in base al momento della nascita li collocherebbe tra i medio-grandi. La modifica riguarda in particolare le famiglie che hanno iscritto o intendono iscrivere un minore ai nidi d'infanzia comunali nella categoria dei medio-grandi, bambini che avranno dai 13 ai 36 mesi alla data del 1 settembre 2025. La dottoressa Laura Travan, direttore di neonatologia e terapia intensiva neonatale all'ospedale materno-infantile Burlo Garofalo, ha spiegato perché sia importante consentire questa possibilità. È importante perché fa
cadere in maniera adeguata le risposte di una società che non è solo medica ma è anche educazione per dei bambini che hanno un percorso in salita alla nascita, che sono appunto i bambini nati prematuri. Adeguare gli stimoli e le proposte educazionali per questi bambini vuol dire creare più connessioni a livello cerebrale per loro e quindi creare dei cittadini poi che saranno più soddisfatti di se stessi, più autostima, che avranno anche meno problemi clinici nella vita, quali per esempio i disturbi specifici degli apprendimento oppure la ADHD. Quindi è un vero investimento di salute che dà il massimo possibile ai nostri bambini nei primi 2 anni appunto di vita. Le domande di iscrizione online per i nidi di infanzia comunali e convenzionati per l'anno educativo 2025-2026 sono attualmente attive dal portale iscrizioni alla pagina www.triesteducazione.it e si concluderanno il giorno 3 febbraio. Si tratta di un arricchimento del nostro servizio dei nidi di infanzia che viene incontro alle famiglie e ai bambini più piccoli in un momento molto dedicato del loro sviluppo e della loro crescita. Cito la dottoressa Travan del Burlo che parla di investimento sulla salute, io aggiungo che per noi è stato un obbligo morale. Cronaca triestina, i controlli di retrovalico dei carabinieri portano all'arresto di un uomo e di una donna rumeni. La protesta dopo Novi Sad, tragedia in Serbia, ieri c'è stata una manifestazione in Piazza Unità e poi 7 nuovi agenti al Coroneo, il governo assicura altri arrivi. Proseguiamo con il piccolo, aveva picchiato e rapinato un anziano dopo averlo pedinato, 7 anni di carcere, condannato un 27enne autore dell'aggressione di luglio ai danni di un uomo assalito nell'atrio della sua casa in via Caprine. È morto l'avvocato Poilucci, campione di automobilismo. Ieri mattina nella sua abitazione a Barcola aveva quasi 95 anni. Aveva seguito le orme del padre Camillo Poilucci, figura rilevante in città. Andiamo ancora avanti, qui c'è un fotoservizio che riguarda lo stato di alcuni sottopassi. Questo è quello di Piazzale 11 Settembre, che insomma sembra quello messo meglio, via dell'Istria, viale Miramare, Opicina, e questo è quello di via Flavia. Il più periferico accanto all'obelisco è quello in condizioni peggiori. In Piazza Libertà restano soltanto le grate a celare rifiuti e sporcizia. Abbiamo visto parecchie volte la situazione appunto in cui versa quel sottopassaggio. Giovani e servizio civile per dare più valore al territorio del Carso, un progetto di Sgonico, Morupino, San Dorligo e Duino Aurisina. Volevo andare solo un attimo, prima della pubblicità, volevo andare solo un attimo con le pagine del Corriere della Sera alla questione Oscar. Eccolo qua, la corsa agli Oscar. Favorito il musical di Jacques Audiard sul boss che cambia sesso. The Brutalist può sperare in 10 statuette. L'Academy ignora Almodovar e Guadagnino. 13 nomination a Emilia Perez, la trans Gasconi in gara fra le attrici, Italia esclusa, delusione Vermiglio. Isabella Rossellini nella cinquina, ora farei festa con i miei genitori. Prima candidatura a 72 anni nel piccolo ruolo di una suora in Conclave. Tra l'altro nella storia degli Oscar, per esempio il caso è abbastanza clamoroso, quello di Judi Dench che vinse per un ruolo che la fece insomma, sono 8 i minuti in scena della Dench in Shakespeare in Love, e fra l'altro anche come si chiama, Anthony Hopkins in Il silenzio degli innocenti sta in scena 10 minuti complessivamente e vinse l'Oscar per il miglior attore protagonista. Bene per Isabella Rossellini, come dicevamo prima è un po' difficile che ce la faccia, ma insomma facciamo il tifo per lei anche perché è una persona davvero adorabile.
Allora, avanti a questo punto direi che torniamo al piccolo, eravamo nella pagina del territorio. Raddoppio della galleria, l'opposizione vuole le auto al Mandracchio, replica la Lega a Muggia. Nei giorni scorsi abbiamo sentito anche il sindaco di Muggia Polidori su questa questione. Adesso però, sì, occupiamoci del Porto Vecchio. Sono sempre in corso i lavori lungo i viali per la trasformazione nel progetto Porto Vivo. La chicca, secondo il sindaco, sarà il ristorante vetrato sul tetto del magazzino 26. Possiamo vedere anche in questo caso il servizio. Continuano i lavori in Porto Vecchio per trasformarlo in Porto Vivo. Il maltempo da un lato talvolta rallenta le operazioni in corso, dall'altro scurrono la visuale a quella struttura in divenire che sorgerà sul tetto del magazzino 26 e che secondo le mire del municipio sarà destinata ad ospitare un ristorante con un'invidiabile vista panoramica. Il sindaco di Piazza ne ha parlato ieri con Trieste Caffè e lo ha ribadito oggi a Tele4. Quel sito sarà unico per la bellezza che rappresenta, poter ammirare il golfo in un ristorante nuovo e con un punto di osservazione inedito per molti cittadini. Ti dirò, ieri sono andato sopra, tutto in vetro, e vedi la Croazia in fondo con Punta Salvore, il San Giorgio e la chiesa di Pirano, dall'altra parte le montagne dell'Austria, Lignano e Grado, veramente uno spettacolo. Sarà veramente uno spettacolo andare a cena là sopra. La struttura vetrata rientra nel generale processo di trasformazione di quelle aree del Porto Vecchio che il Comune ha preso in mano personalmente. I rendering messi a disposizione permettono di immaginare il futuro ristorante, ma non solo, anche gli ulteriori e futuri spazi museali. Allora, ci sono delle mail, magari poi ne discuteremo subito con l'assessore Roberti e poi anche con Serena Pellegrino. Allora, allarme sicurezza, scrive il signor Piero. Ci sono 2 punti che a mio parere andrebbero focalizzati. Le zone rosse servono a poco, ben sapendo però che con le attuali normative poco si può fare. Queste andrebbero modificate in modo più severo. I cittadini non dovrebbero aver paura dei delinquenti, ma questi ultimi dovrebbero avere il terrore di infrangere la legge. Concludo con una considerazione a livello nazionale: chi elegge con orgoglio una delinquente pregiudicata e ne giustifica ed esalta le azioni non ha diritto di critica sulle azioni del governo in materia di sicurezza nazionale. Vedi caso Al-Masri. Non so, queste sono le parole del signor Piero, chi sia questa delinquente pregiudicata, non vedo, proprio non colgo. Vabbè. Poi la signora Grazia ironizza un pochettino sulla quanto ha detto la segretaria provinciale del PD, la Paglia, dicendo: assessorato alla notte fornirà sonniferi ai migranti affinché dormano anziché accoltellarsi. Una battuta un po' pesante, per dire la verità, laddove Giorgio Marchesic chiede a Pierpaolo Ruberti che fine ha fatto il filo spinato che doveva far mettere sul confine con la Slovenia. Casomai poi dopo e anche Marchesic ribadisce i presidi ai confini come le zone rosse non servono a niente, e poi ne parleremo con Roberti. Andiamo ancora avanti, torniamo un po' indietro con la lettura delle pagine del Piccolo. Questo chi è? L'attore Leonardo Maltese: mi è sempre mancata una casa di famiglia, a Roma oggi vivo come un fuorisede, sul set non voglio rimpianti, per Leopardi mi sono annullato, amo le sorelle Rohrwacher, mi farei adottare da loro. Vabbè, insomma, una serie di... Marchisio, il giocatore della Juventus, è il testimonial dell'AIRC. Domani ci sono le arance. Un suo amico è morto a 17 anni e insomma, anche per questo Marchisio aiuta la ricerca.
È importante conoscere e sostenere il lavoro dei 5.400 scienziati che cercano ogni cura. Procediamo un attimo ancora a ritroso, c'è questo caso. Ho rapito la neonata da sola, ma i PM prove contro il marito. Oggi gli interrogatori, i genitori della piccola, ci stiamo riprendendo. Il fatto è avvenuto a Cosenza. Per 3 ore la bambina è stata rapita, sottratta dall'ospedale dove era appena nata. Andiamo in pubblicità, poi sarà con noi l'assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti. Allora, come annunciato, siamo in compagnia dell'assessore regionale alla sicurezza, ma anche altro, Pierpaolo Roberti, con il quale grazie intanto per essere grazie a voi dell'invito. Tornato nei nostri studi. Allora, affrontiamo subito un argomento che in questi giorni è abbastanza presente nei nostri telegiornali e probabilmente anche nelle discussioni eccetera, che è quello delle zone rosse. Molti dicono servono, però penalizzano anche per esempio gli esercenti, alcuni dicono servono a poco o a nulla. Qual è secondo alcuni significherebbe, nel momento in cui vengono istituite, significa anche, come dire, ammettere l'esistenza di un problema. No, beh, allora è del tema della sicurezza che se ne parla spesso, sempre più spesso. Questo perché giustamente il cittadino pretende, noi tutti pretendiamo di avere delle città più sicure, delle città dove non soltanto non si verifichino dei reati, ma delle città dove ci si senta sicuri di girare in qualsiasi ora del giorno e della notte in piena tranquillità, in qualsiasi ora del giorno e della notte, in qualsiasi zona della città. Purtroppo questo negli ultimi tempi non sta accadendo più, perché ci sono stati degli episodi che sono degli episodi, quindi non stiamo parlando della normalità, ma purtroppo ci sono accaduti degli episodi che hanno generato un certo clima di allarme e di preoccupazione nella popolazione. Ed è giusto che le istituzioni trovino tutti i mezzi possibili per dare delle risposte concrete, da una parte al cittadino, al bravo cittadino che ha voglia semplicemente di vivere serenamente la propria città, dall'altra parte al malintenzionato che deve sapere che ci sono delle istituzioni che controllano e prendono tutte le misure necessarie per fare in modo che quegli episodi non si verifichino. A oggi, dopo gli ultimi fatti che sono accaduti in città, in particolare ricordiamo quella rissa che c'è stata in Largo Barriera per esempio, o episodi precedenti in altre zone, penso Piazza Goldoni o altre ancora, la prefettura ha deciso di utilizzare un nuovo strumento normativo che ha imposto queste zone rosse. A me fa sorridere chi dice non funzionano, non servono a niente, ma fa sorridere per un semplice motivo, perché sono partite 3 giorni fa. Cioè, noi stiamo parlando di un esperimento, di una sperimentazione, perché questa è una sperimentazione che infatti ha una durata limitata, hanno una prima scadenza che è fissata al 31 marzo, quindi ha una durata limitata per capire anche quali effetti saranno, ma stiamo parlando di una sperimentazione che parte da lunedì di questa settimana. Quindi stiamo parlando di cosa veramente recentissima. Vedremo se funzionano e le sperimentazioni servono proprio per questo. Se dovessi trarre dei giudizi affrettati esattamente tanto quanto sono affrettati quelli di chi dice non servono a niente, direi che funzionano perfettamente. Non si sono verificate risse in questi 5 giorni. In realtà sappiamo che è una sciocchezza dire che funzionano e dire che non funzionano. Dobbiamo stare a vedere cosa succederà nei prossimi giorni, quali provvedimenti verranno presi, se si verificheranno ulteriori episodi di questo tipo. Faccio però un'ultima considerazione: a una cosa servono sicuramente e hanno funzionato sicuramente. In quelle zone c'è sempre un presidio di polizia fisso, quindi sicuramente ci sono delle zone sensibili
che grazie all'istituzione della zona rossa vedono una presenza costante di forze dell'ordine a monitorare la situazione, e dove ci sono le forze dell'ordine il cittadino comunque si sente più sicuro perché sa che è una zona presidiata. Dopodiché vedremo cosa succederà, vedremo cosa accadrà da qua al 31 marzo e cercheremo di capire se vanno calibrate meglio, se bisogna aggiungere ulteriori zone rosse, se magari alcune non servono, se si possono prendere ulteriori provvedimenti da abbinare a quelli delle zone rosse o se semplicemente non c'è più la necessità. Questa è una valutazione che faremo nelle prossime settimane. Dopodiché è chiaro che ogni volta che prendi una decisione che comporta un provvedimento che in qualche modo va a controllare e a gestire un determinato territorio, è chiaro che qualche piccolo inconveniente, qualche piccolo turbamento della normalità c'è, e in questo caso evidentemente c'è, se non altro nella limitazione degli orari per gli esercizi pubblici. Però mi chiedo anche, forse è meglio risolvere un problema che c'è in una determinata zona o far finta che non ci sia per paura di avere magari la limitazione dell'orario, perché io non credo che se facciamo finta di niente, lasciamo gli orari aperti, non prendiamo nessun tipo di provvedimento anche forte come quello delle zone rosse e si verifichino ulteriori fatti, poi alla fine la famiglia felice va a bersi il caffè tranquillamente in una determinata zona, va a bersi il bicchiere di vino all'ora dell'aperitivo in una determinata zona. Magari la gente semplicemente decide di non andarci. Allora a quel punto sì che il danno è fatto anche per l'esercente. Meglio prendere il provvedimento subito, ci sono i supporti da parte dell'amministrazione regionale, perché per esempio abbiamo stanziato delle risorse anche a favore delle camere di commercio, che infatti stanno preparando i bandi per la vigilanza privata, quindi per potersi prendere anche un servizio di vigilanza privata all'interno dei pubblici, all'esterno dei pubblici esercizi. Ci sono dei supporti, ma meglio agire subito per fare in modo che le nostre città rimangano sicuri esattamente come erano un tempo. Vi ricordo 040 977 8910 il numero di telefono, svegliatrieste@tele4.it l'indirizzo di posta elettronica. Viene fatta, non che sia assolutamente necessaria, però è stata fatta anche un'analisi, virgolette, sociologica del fenomeno, di questi fenomeni di delinquenza, microcriminalità, eccetera? Purtroppo quello che vediamo e che leggiamo sui giornali è che molto spesso questi episodi violenti riguardano immigrati, riguardano adulti immigrati e immigrati minori stranieri. Prima di partire, dicevo, l'ultimo episodio che ha fatto un po' partire tutta questa macchina è stato quello di Largo Barriera, dove c'è stata quella rissa con le spranghe, l'intervento provvidenziale da parte dei carabinieri in tenuta antisommossa in Largo Barriera in una giornata qualsiasi, e quello era un episodio che riguardava cittadini stranieri, per dinamiche che dovranno essere sviscerate, ma di cui molto probabilmente si sta parlando di problemi legati allo spaccio di stupefacenti, addirittura arrivati anche da fuori città, quasi come fosse un regolamento di conti. E quando parliamo di baby gang, che non sono baby gang, ma per rendere l'idea le chiamiamo baby gang, parliamo molto spesso di minori stranieri. Questo è un dato preoccupante su cui ci stiamo muovendo anche per capire meglio il fenomeno e cercare di affrontarlo nel miglior modo possibile. Allora, dicevamo prima, avevo letto in parte una mail di Giorgio Marchesis che dice: dove sono finite le pattuglie miste italo-slovene per controllare i confini con la Slovenia? Ci sono le pattuglie miste. Le stanno facendo, e anzi segnalo che soltanto lunedì, proprio il giorno in cui partivano le zone rosse a Trieste, c'è stato anche un trilaterale a Nova Gorica tra i ministri dell'interno di Italia, Slovenia e Croazia per fare un'altra cosa che la regione Friuli Venezia Giulia chiedeva da tempo. Perché io voglio ricordare che le pattuglie miste sono partite, erano già previste da accordi internazionali da anni, ma sono partite perché la regione Friuli Venezia Giulia ha chiesto e ha preteso che partissero. Certo, abbiamo avuto la fortuna in quel momento di avere
al Ministero degli Interni il ministro Salvini, poi i governi sono cambiati, ma le pattuglie miste Italia-Slovenia, che erano previste già da anni, sono partite formalmente nel momento in cui la Regione Friuli-Venezia Giulia le ha chieste e al Ministero dell'Interno c'era il ministro Salvini. Ma lunedì c'era questo incontro trilaterale per portare a casa un'altra cosa che la Regione Friuli-Venezia Giulia chiedeva da tempo. Perché noi chiedevamo da tempo che ci fossero dei controlli misti sulla frontiera esterna all'Unione Europea, quindi sulla frontiera croata. E dicevamo che era importante, perché i controlli sulla frontiera croata, uno può dire, li fa la Croazia. Dicevamo che era importante perché noi ritenevamo che la Croazia fosse fondamentale sulla rotta balcanica, perché è il primo paese di ingresso della rotta balcanica e dell'area Schengen, ma dicevamo anche occhio, perché la Croazia innanzitutto non è considerata un paese di arrivo, quindi chi entra in Croazia vuole solo transitare e andarsene via il prima possibile per arrivare prima in Slovenia, poi in Italia, poi qualcuno si ferma in Italia, molti vogliono andarsene via. Però in Croazia sicuramente non vuole fermarsi nessuno. In secondo luogo perché le frontiere terrestri croate sono lunghissime, hanno tanto confine, e con paesi che hanno delle grosse concentrazioni di immigrati e con dei campi profughi presenti enormi. Penso a tutto il tema della Bosnia. Sì, come no. E il terzo motivo è perché la Croazia ha un altro grandissimo problema, che ha delle forze dell'ordine che non sono in numero sufficiente per poter presidiare un confine così largo. E quindi quello che dicevamo da tempo era: diamo una mano a loro, perché abbiamo un doppio vantaggio, controlliamo una frontiera esterna, non ci arrivano da noi, e soprattutto stiamo là a controllare che nessuno dica, beh, passino pure, entrino pure, chi ce lo fa fare a controllarli, perché tanto in Croazia non si fermano. Perché se in Croazia non si fermano magari arrivano poi in Slovenia, arrivano poi in Italia. E quindi avere tutte e tre le polizie era un qualcosa di utile. Ecco, una cosa che sembrava difficilissima e impossibile, che la Regione Friuli-Venezia Giulia stava chiedendo da qualche anno, lunedì c'è stato finalmente questo trilaterale in cui si è messa sul piatto proprio questa opportunità. Siamo alla prima telefonata, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, innanzitutto volevo dire questo. Quel signore che ha telefonato l'altro giorno, che i poliziotti stanno lì a chiacchierare, non è vero, perché a due fanno tutta la circonfezione delle zone rosse e vanno a controllare, primo. Secondariamente, io mi domando questo, tutte queste gente che è in prigione, perché non li mandate via? Cioè li scarcerate e fate il DASPO, li mandate via, perché sono delinquenti, questi tornano fuori. Un'altra cosa, questi minorenni penso che siano sotto il comune o hanno dei genitori, questi che delinquono. Dovete sanzionare i genitori, perché un genitore deve stare attento a quello che fa suo figlio. Non possono mandarli in strada a fare bagarre. Io, guardi, giro col peperoncino, perché non, con la fiaschetta del peperoncino, perché non è da fidarsi di questa gente, anche i nostri. E poi i nostri delinquono perché? Perché non hanno niente da fare e si mettono in coppia con questi beduini, io li chiamo beduini perché sono tutti scuri, e capisci, non vedo un sistema. E innanzitutto dico un'altra cosa, la sinistra è inutile che battano sempre su qualsiasi cosa, sono contrario. Penso che se si va a votare la sinistra perderà un sacco di voti, perché siamo stupi di questa gente che viene qua e loro cercano sempre scuse. Guardi, io ho la minima, un immigrato gli costa 1.000 passa euro allo Stato. Mi sembra giusto che io devo vivere con la minima e questo qua si prende il doppio di quello che prendo io. Insomma, cerchiamo anche loro non di dargli soldi. Hanno cellulari che, mamma mia, costano una cifra. È veramente sì, è sempre stata una città accogliente, mitteleuropea, per l'amor del cielo. Io sono proprio triestina di generazioni. Okay. Ma non c'è mai stata tutta questa bagarre di gente che delinquera, per i poliziotti che devono stare lì a controllare. Dove siamo arrivati? Siamo in un paese civile. Basta con questa gente, mandateli via. Ok, è chiaro. Sì, per fare un po' di chiarezza, quando parliamo di minori stranieri non accompagnati parliamo... Io credo che la signora si riferisce proprio invece ai minori... Sì, no, ma diceva a chi fanno riferimento, se sono sotto il comune, se sono all'interno dei genitori.
E volevo spiegare, quando parliamo di minori stranieri non accompagnati parliamo di ragazzi mediamente intorno ai 17 anni arrivano, queste sono le statistiche che abbiamo, che arrivano da soli, o almeno non con i genitori, perché uno può essere minore straniero secondo la legge, secondo le norme nazionali, può essere minore straniero non accompagnato anche se arriva con il cugino, perché il cugino non può essere, non ha nessun tipo di tutela nei suoi confronti. Quindi arriva senza i genitori e secondo la legge va trattato come i minori dagli 0 anni, quindi hanno tutte le tutele, cioè non c'è nessuna distinzione, hanno tutte le tutele possibili e immaginabili. Questo vuol dire che non possono essere rispediti indietro perché non possono essere riammessi in Slovenia anche se arrivano clandestinamente, basta che dichiarino di essere minori e devono essere lasciati passare, diventano immediatamente di responsabilità del comune in cui vengono ritracciati e poi c'è una procedura anche con il Tribunale di minori che li affida a una struttura. Il problema è che queste strutture hanno dei problemi di gestione, anche qua dal punto di vista normativo secondo me bisognerà fare qualche riflessione sempre nazionale in futuro per fare in modo che almeno ci sia una distinzione tra chi è veramente bambino e chi è ragazzo di quell'età, perché ipotizzare di avere un centro dove non lo puoi controllare, dove non puoi impedirgli di uscire magari dopo una determinata ora, dove non puoi impedirgli di fare nulla, è oggettivamente complicato, anche perché appunto l'abbiamo visto molto spesso, percepiscono il fatto che essendo minori c'è una sorta di impunità totale, quindi nessuno gli metterà in galera, nessuno gli metterà, e quindi possono allargarsi e fare un po' di tutto e di più. Poi è vero che con questo clima che si è venuto a creare purtroppo anche ci sono dei ragazzi italianissimi che si stanno avvicinando e quindi vedi questi gruppi misti. E i genitori chiaramente pagano nel momento in cui ci sono dei danni da risarcire, perché in quel caso sì che c'è un tutore, che deve occuparsi dell'educazione di quel ragazzo. Lo vediamo spesso, no? Sì. Penso al caso emblematico del writer che viene beccato, e quella sanzione chi la paga? La paga la famiglia, la pagano i genitori e purtroppo creano grossi problemi. Dopodiché sul tema dei carceri invece no, non si possono scarcerare le persone e rispedirle a casa. Sarebbe bello, ma purtroppo segnalo anche che per rispedire qualcuno a casa bisogna anche, no, non è un problema economico, bisogna anche trovare il paese che abbia voglia di riprenderselo. No, ho capito. E questo è il nostro grande problema. Per quale motivo si fanno gli accordi internazionali anche sui rimpatri? Perché gli accordi internazionali servono proprio per dire, senti cara Tunisia, quanti sei disposta dei tuoi a riprendertene? Perché molto spesso ti trovi stati che ti dicono, noi abbiamo per esempio le prime etnie, sono l'etnia afghana e l'etnia pakistana che arrivano, non abbiamo accordi con quei due paesi, perché quei due paesi non rivogliono indietro le persone, quelle che se ne vanno via dicono meno male che se ne sono andate. Tra l'altro chiedo scusa al telespettatore che è in linea se lo faccio attendere perché così mi aggancio. Una delle, sembra che la ragione della più recente rivolta al CPR di Gradisca fosse proprio da ricercare nel fatto che un gruppo di marocchini dovevano essere rispediti nel proprio paese e pare che abbiano messo in piedi questa rivolta proprio per evitare tutto ciò, nel senso che avrebbero immaginato di poter fuggire eccetera, poi dopo non è servito a niente perché comunque sono stati appunto rimpatriati. La questione del CPR di Gradisca è anche una questione piuttosto... Non avevo visto che c'è una telefonata in linea, quindi non rispondo adesso. Vuole che... Facciamo parlare, poi però poi dopo... sì, anche perché la risposta è lunga. Ah, ho capito, bon, perfetto, allora ce la teniamo, segno, così poi so che dobbiamo tornare su quello. Buongiorno. Buongiorno a lungo il brodo, Poteva sono anche Franco rispondere. Lega da Udine Nord. Buongiorno all'ospite, leghista, come diceva Bossi, col freno tirato. Abbiamo il comune, abbiamo la regione, abbiamo lo Stato che non riesce a fare niente, poco e niente. Non si può mandare via questi che delinquono, non si può questo, non si può l'altro. Un domani alle prossime elezioni non perderà solo il Partito Comunista, perderà anche la destra perché la gente non andrà a votare. Allora, per eliminare tutti questi
problemi grossi che avete, basta mettere sul confine le guardie, le forze dell'ordine e vedere chi entra. Basterebbe così, non serve altro. E se troviamo qualcuno che non è in regola a Trieste in piazza, gli sequestriamo il cellulare e sappiamo subito da dove arriva. Non si vuole, è inutile star lì a parlare bla 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 bla. Ho telefonato a Rossi, quando era Ressigno, quando era Lo Bianco, Fonteca e anche la De Vargo, non mi sanno dire quanti agenti sono arrivati ultimamente. E allora, erano proposti 4 anni fa 40 agenti, sono arrivati nessuno. Okay. Adesso sono stati promessi quanti agenti adesso le rispondo. Ecco, poteva anche rispondere prima alla domanda sul gradissimo, non avremmo perso niente. Ma io posso dire, io capisco la frustrazione di chi chiama e dice non si riesce a fare niente, non si riesce a fare nulla, non si riesce a fare questo, non si riesce a fare quest'altro. Non è vero che non si riesce a fare nulla, non si riesce mai a fare abbastanza ed è giusto che il cittadino chiami e anche in una trasmissione come questa si confronti con la politica dicendo a me quello che state facendo non basta, vogliamo sempre di più, ed è giusto che il cittadino pretenda sempre di più. Purtroppo ci sono dei limiti e il compito della politica è anche quello di spiegare quelli che sono i limiti. Spiegare quelli che sono i successi che si sono raggiunti, ma anche spiegare perché non si è raggiunto la totalità della soluzione del problema. I successi che si sono avuti, un'altra cosa che chiedeva la Regione da tempo era di valutare anche la possibilità della sospensione di Schengen, l'ho detto anche più volte nel corso degli anni, anche in questi studi. Dopo il 7 ottobre dell'anno scorso ci siamo arrivati anche in Italia, ma non solo l'Italia, perché in realtà l'ha fatto la Francia, l'ha fatto la Germania, l'ha fatto l'Austria, l'ha fatto la Slovenia, lo fa la Croazia, lo fanno tutti, in questo momento lo stanno facendo tutta Europa sostanzialmente. È servito? È totalmente servito? Ha risolto il problema? No, non ha risolto ed è servito totalmente sicuramente. Dopodiché i numeri ci dicono che se nel 2024 in tutta la regione sono arrivati nel 2023 in tutta la regione sono arrivate 20.000, poco più di 20.000 richiedenti asilo, nel 2024 sono stati 10.000, la metà. I dati ci dicono questo e questo ha portato anche a cosa? Al controllo dei confini. Quando il telespettatore dice bisogna controllare i confini, il controllo dei confini si sta facendo. Certo, non è un controllo a ogni metro perché sarebbe impossibile, però è un controllo che c'è e sta portando dei risultati che per esempio si misurano anche nel numero di arresti di passer. Praticamente ogni giorno apri un sito, apri un giornale, guardi Tele4 e ti dicono che è stato arrestato un passer, che è stato individuato un passer e sequestrati i mezzi. Quindi si sta facendo anche questo. Quando dico che non si possono fare tutte le cose, è perché quando si provano a fare determinate cose, a volte è arrivata anche il provvedimento della magistratura che ti ha detto no, quello non lo devi fare perché ci sono norme europee che ti vietano di farlo, perché gli indirizzi europei ti vietano di farlo, perché c'è sempre qualcuno più in alto che ti dice no, quello non lo puoi fare. Faccio un esempio, le riammissioni in Slovenia, ne ho parlato prima, erano partite, poi io lo ricordo sempre, si sono fermate perché a un certo punto c'è un giudice che peraltro è lo stesso giudice che ha stabilito che il centro in Albania non bisognava andare avanti, è lo stesso, identico, proprio la stessa persona, c'è un giudice che ha detto che le riammissioni in Slovenia erano illegali e partiva dal presupposto che un cittadino afghano, mi pare, passato a Trieste, era stato picchiato, rimandato indietro, picchiato anche dalla polizia slovena e rimandato indietro, picchiato anche dalla polizia croata e mandato indietro, cosa che si è rivelata poi totalmente falsa, addirittura è venuto fuori che questa persona non era mai passata per questo confine, totalmente falsa, accertato il fatto che fosse falsa, ma intanto quello aveva bloccato le riammissioni in Slovenia per 2 anni. Poi solo dopo con piante dosi, pian pianino, sono ripartite. Allora, abbiamo una telefonata alla quale probabilmente risponderemo dopo la pubblicità. Buongiorno. Buongiorno Bosacci, buongiorno a lei e all'assessore Roberti. Buongiorno. Allora,
ieri io ho ascoltato bene la signora Paglia, no? Ha detto che ci sono dei servizi in altre città tipo assessorato notturno o d'altro, e che mandano e girano le macchine della polizia con l'ambulanza e con dentro un assistente sociale e una psicoterapeuta. Allora io chiedo, l'assistente sociale e la psicoterapeuta per chi? Per chi è stato assalito o per chi Sì, capito. Per l'assalitore? Non lo so, non so a che serva, perché devono arrivare dopo che tutto è successo. Io, Roberti, sono molto favorevole alle chiusure notturne. Perché? Perché questi negozi, una volta i nostri anziani andavano al mattino presto a trovare in pescheria il fruttivendolo, alle 7 erano tutti aperti. Adesso se lei gira anche per il centro città, non parlo le periferie, trova tutti i negozi chiusi fino alle 9, 9:30. Allora io chiedo, perché invece di chiudere dopo la mezzanotte non aprono prima al mattino? Perché questi stranieri, se non trovano il loro locale preferito aperto, se ci sono delle deroghe entrano in quelli che sono aperti, poco da fare. E siamo in inverno e il buio comincia alle 16:30, per cui non vedo veramente il caso di lasciare aperti i ristoranti o indifferente dopo la mezzanotte. Ma dove vanno queste persone dopo la mezzanotte? Al mattino vanno a lavorare? Parlo anche di cittadini, vanno a lavorare o non fanno niente e stanno a letto fino alle 10 del mattino? Non lo so, non riesco a capire questo. E poi ancora una cosa, mi scusi Bosazzi, parliamo di afghani pakistani. Ultimamente ho visto che ci sono parecchi egiziani che le combinano grosse qui a Trieste e anche in Italia. Io penso che l'Egitto non è uno di quei paesi in cui non si possano rimpatriare questi egiziani, perché ce ne sono abbastanza e ne fanno di tutti i colori. Grazie. Allora rispondiamo dopo la pubblicità. Anche qua sarà lunga. Esatto. Allora, dobbiamo rispondere alla signora Nivea? Molto volentieri. Allora, innanzitutto per quanto riguarda il tema degli orari, oggi nelle zone rosse c'è una limitazione e la limitazione viene presa perché ci sono stati dei problemi. Dopodiché l'obiettivo del pubblico, l'obiettivo delle amministrazioni, l'obiettivo delle istituzioni deve essere quello di lasciare ai cittadini una città dove non ci sono orari, dove ognuno apre e fa quello che vuole e si cerca l'utenza che vuole e non per questo debbano esserci dei problemi. Il problema non è l'orario lungo, il problema è chi si comporta male approfittando del fatto che c'è vita anche in orari notturni e su quello dobbiamo agire il prima possibile. Poi mi ha fatto sorridere una cosa quando diceva abbiamo anche gli egiziani che hanno creato dei problemi. E segnalo due cose. La prima è che gli egiziani non arrivano qua dalla rotta balcanica, arrivano qua ovviamente dal canale di Sicilia e vengono qua e sono venuti qua, in particolare sono venuti anche i minori non accompagnati qua, molto spesso spostandosi da altre regioni perché chissà per quale motivo sono stati attratti da questo territorio, evidentemente non per trovarsi un lavoro, però visto che appunto sono stati al centro anche di episodi di violenza e microcriminalità. La seconda la signora dice, ma visto che si sono comportati male, visto che l'Egitto mi pare un paese sicuro e tranquillo, tant'è che abbiamo appena finito le vacanze di Natale, magari qualcuno si conosce che è andato a farsi le solite vacanze natalizie a Marsalam, a Sharm el Sheikh o in località turistiche di questo tipo per prendere un po' qualcuno più fortunato di noi è andato a prendersi un po' di caldo in quei posti. E uno avrebbe da dire sì, è un paese sicuro, e invece tornando al tema giudici
E una delle sentenze è stata quella appunto sul fatto che non si possono considerare paesi sicuri a prescindere quelli, quindi anche l'Egitto non può essere considerato un paese sicuro in cui puoi rispedire indietro tranquillamente l'immigrato, anche se irregolare, anche se ha commesso atti di violenza, anche se non si è integrato, anche se non ha nessuna voglia di integrarsi. E su queste cose bisogna combattere. Lo si fa studiando ogni volta dei sistemi nuovi per cercare di aggirare quell'ostacolo che ogni volta sembra quasi fatto apposta, ti viene posto davanti. Andiamo alla prossima telefonata, poi magari sulla questione Gradisca la riserviamo sì, per vero, per mi sono la fine. mi sono dimenticato di Gradisca, grazie. Buongiorno. Sì, buongiorno, sono in linea? Sì, prego. Buongiorno, saluto lei Bosazzi, la redazione, gentile ospite e a tutti i telespettatori di Tele4. Allora, io volevo mettere in risalto una sorta di ipocrisia da parte del centrodestra per quanto riguarda, diciamo, il discorso dei giudici, no? Allora, vediamo Salvini viene prosciolto da un giudice, lo vediamo certo TV tranquillamente che dice sì, c'è ancora giustizia, la magistratura funziona bene, bla bla bla, no? Vediamo dei giudici, un giudice diciamo, mette in risalto delle cose, regole che non vanno per quanto riguarda la riammissione, ecco che tutto il centrodestra si accanisce diciamo, nei confronti della magistratura. Allora, però si dimentica una cosa, questo mi dà terribilmente fastidio, terribilmente proprio. Allora, vogliamo un po' riepilogare il principio della democrazia. Il popolo diciamo, elegge dei suoi rappresentanti, questi qua diciamo, si riuniscono in posti deputati alle riunioni e organizzano delle leggi, ripeto, delle leggi affinché diciamo, si possano risolvere i problemi. Ora, l'applicazione delle leggi, diciamo, abbiamo due organi che applicano le leggi. Uno, gli organi di polizia, d'accordo, che stanno dimostrando il loro valore nell'applicazione diciamo, delle leggi, e la magistratura. Allora, quando un politico mi va a dire che è tutta colpa, tra virgolettato, della magistratura, lo trovo terribilmente stupido, terribilmente, come si dice, non consono. Perché? Perché cambiamo le leggi e cambia il processo decisionale del giudice, della polizia, eccetera, eccetera. E invece il prendersi sull'ultima ruota del carro, tra virgolette, che sono organi deputati ad applicare le leggi, dicendo il giudice riammette, se il giudice riammette, cambiate le leggi, ma siccome vi dimenticate di dire che sopra il discorso dell'immigrazione c'è un fortissimo business, voglio ricordare che la Merkel aveva... Andiamo ad un punto di chiusura perché sennò diventa troppo... Sì, no, ha ragione Bosatti. Siccome c'è un forte giro di soldi, l'80% dei soldi che arrivano per il sostegno dei immigrati sono della UE e il 20% dell'Italia, tutto questo qua per me è solo una filastrocca per rabbonire il popolo. Grazie, buongiorno. Ok, grazie per aver anche chiuso. Allora, prima di tutto non mi pare di aver scaricato o attaccato la magistratura. Ho detto che ci sono delle sentenze e ci sono delle cose che hanno smontato delle leggi. E anche questa è una telefonata che capisco, perché i meccanismi non è che tutti possano comprenderli in un determinato modo, perché non è che passano le loro giornate a dover studiare materie di questo tipo. Leggono quello che vedono sui giornali, ascoltano quello che sentono in TV e la loro conoscenza si ferma là, ed è utile anche una trasmissione di questo tipo per far conoscere alcuni meccanismi. Quando dico che certe cose sono state bloccate da delle sentenze, dico esattamente questo. Il telespettatore dice fate le leggi e quelle vengono rispettate dai giudici. Faccio l'esempio dell'Albania, del centro in Albania. È stata fatta una legge. La legge dice che c'è un centro in Albania in cui gli immigrati che provengono da paesi considerati sicuri, in cui non ci sono guerre, non ci sono persecuzioni, non ci sono considerati sicuri, possono essere mandati direttamente là per fare delle procedure semplificate per capire, che vuol dire delle procedure più veloci, più snelle, per capire se quell'immigrato che richiede asilo in Italia ha diritto oppure può essere riportato immediatamente nel suo paese visto che è considerato sicuro. Questa è una legge chiara, è una legge dello Stato, è una legge che viene fatta, è un decreto legge che viene firmato dal Presidente della Repubblica
quindi diventa legge, il centro in Albania si fa, la lista dei paesi sicuri c'è, viene pubblicata, c'è per questo, ma la lista dei paesi sicuri c'è sempre stata anche per gli italiani, perché viene pubblicata dal Ministero degli Esteri una lista che dice questi sono i paesi sicuri, qua potete andare tranquillamente in vacanza, per lavoro, oppure ti dice no, questo paese stai attento perché ha questo problema, non andarci, è vietato, è sconsigliato. Quindi c'è. Dopodiché arriva un giudice che ti dice, dei giudici che ti dicono no, tu hai scritto quella legge l'hai approvata, quella legge è stata firmata dal Capo dello Stato, ma io dico che tu non puoi considerare quel paese sicuro. Facevo l'esempio prima dell'Egitto. E quindi tutto casca, tutto crolla. Viene rifatta la legge, proprio per superare anche le indicazioni che nella sentenza vengono date al motivo per cui non si può applicare quella legge. Viene rifatta la legge, quindi ancora una volta il legislatore, il politico, il legislatore si riunisce, recepisce tutte le indicazioni che arrivano dai giudici, la riformula di nuovo, la ripresenta e arriva un'altra sentenza che dice no, neanche così non va bene, non puoi farlo perché ci può essere un caso in cui un cittadino, anche se proviene da quel paese, viene comunque, quindi non spetta a te decidere se il paese è sicuro oppure no. È questo che dico, che c'è ogni tanto uno scontro, ma io non voglio pensare, non voglio dire che ci sia uno scontro ideologico tra poteri dello Stato, dico però è un dato di fatto che ogni tanto degli scontri ci sono e questo è stato un caso. Prima citavo quello delle riammissioni in Slovenia, che nasce tra l'altro da un presupposto che era completamente falso, ma ne potrei citare tanti altri. Quello delle protezioni che abbiamo, io mi ricordo, noi avevamo fino a qualche anno fa come livello di protezione per i richiedenti asilo il rifugiato politico, che esiste dappertutto, la protezione sussidiaria, che esiste più o meno dappertutto, e poi avevamo una protezione umanitaria, che quando siamo andati al governo, sia in regione sia a livello statale, abbiamo detto no, la protezione umanitaria viene data a tutti, non va bene, perché viene data sostanzialmente a tutti, rifacciamola da capo. E il ministro Salvini allora fece una protezione che si chiamava speciale, che veniva data in alcuni casi specifici. Anche in quel caso, sentenza dopo sentenza, si è detto no, anche quelli devi considerarli nella speciale, ma non era scritto nella legge. Però le interpretazioni delle norme dicevano no, anche quello devi considerarlo, anche quell'altro devi considerarlo nella legge, anche quel terzo devi considerarlo nella protezione speciale, che è diventata sostanzialmente quello che era prima la protezione umanitaria. Ma a colpi di sentenza, non perché l'ha deciso il politico, non perché l'abbiamo deciso noi da qualche parte. E questi sono dei meccanismi che fanno parte delle regole democratiche e che vanno superati e su cui si fa molta fatica a superarli in qualche modo, perché ogni volta sembra una battaglia e bisogna fare quasi una guerra per risolvere un problema che il cittadino ti chiede di risolvere. Diamo la prossima telefonata. Buongiorno. Io non ho ancora risposto al GPR. Buongiorno a voi. Buongiorno. Ecco, volevo dire una cosa, perché dato che qui abbiamo spaccio di droga con questi nostri ospiti da tutte le parti, pare, perché si vede che addirittura fanno battaglia per avere una zona esclusiva, e noi abbiamo tanti di questi ospiti nelle case che noi purtroppo paghiamo, e perché non si va negli appartamenti e nelle case tipo via Corridoni con i cani droga a fare delle ispezioni? Perché è logico che se abitano qui da noi e nessuno va a vedere cosa fanno negli appartamenti, perché negli appartamenti ci saranno logicamente non, se un appartamento ha 2 o 3 ospiti sicuramente ci saranno 5 perché vengono accolti non si sa quanti e non si sa quanti sono. Allora domando, perché la polizia non va negli appartamenti, nelle onlus a vedere con i cani a vedere se questi qui spacciano droga? Perché se fanno la guerra per avere il possesso del territorio e per spacciare la droga vuol dire che qualcuno
che è negli appartamenti la faccia, dato che di appartamenti ce ne saranno molti, perché non so quanti saranno a Trieste, non si ma capisce, la città è piena dove si va, si trovano sempre queste facce. E poi oltretutto, e finisco, perché la polizia ogni volta quando va, quando viene segnalato una baruffa, una cosa l'altra, arriva lì a sirene spiegate. Non riesco a capire. La polizia dovrebbe arrivare lì non senza sirene, in modo da poter prendere questi deficienti di criminali. Ecco, questo non riesco a capire. Grazie e buongiorno. Grazie. No, la polizia che ringrazio e ringrazierò sempre assieme a tutte le forze dell'ordine per il lavoro straordinario che fanno e anche per l'impegno straordinario adesso nelle zone rosse, perché prima parlavo di presidi costanti a cui partecipano tutte le forze dell'ordine e la polizia locale, quindi un ringraziamento veramente agli agenti, agli uomini e alle donne in divisa, che sia la divisa dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza o della Polizia locale, per il lavoro straordinario che fanno, tra cui c'è anche quello di andare a controllare nei centri. Dopodiché sono furbi, non è che uno pensa che basta andare in appartamento e gli trovi la montagna di sostanze stupefacenti, perché se uno vuole spacciare non è che se la tiene a casa tranquillamente, senza problemi, magari appoggiata sul comodino, magari trova qualche nascondiglio fuori da casa dove può essere più facile non essere scoperto e non ti arrivi il controllo, e comunque anche se arriva il controllo e viene trovata non sanno che è tua. Vabbè, ma detto questo, anche il tema delle sirene spiegate ha una logica, quello delle sirene spiegate. L'obiettivo della polizia è far finire immediatamente il reato. Far finire immediatamente il reato non è cogliere sul fatto, trovare... No, il reato deve finire, perché se il reato continua può succedere qualcosa di più grave. Quindi l'obiettivo è far finire, far cessare immediatamente il reato, quindi anche arrivare con le sirene spiegate, che non avviene sempre, ma molto spesso sì, è utile perché si fa finire il reato, perché sai che stanno arrivando le forze dell'ordine e è meglio che il reato finisca, altrimenti viene proprio preso sul fatto. Passo a questo punto tema CPR, però. Dico solo un attimo, sì. C'è un avviso per quanto riguarda la viabilità. Il tratto di via Dalviano, compresa fra via Caduti sul Lavoro e via dei Lavoratori, è chiuso in entrambi i sensi per il cedimento di uno scavo. Quindi via Dalviano chiusa in entrambi i sensi di marcia, da via Caduti sul Lavoro a via dei Lavoratori. Prego. Grazie della notizia. Quindi... Sì, è passata da quelle parti, così sa. No, dicevo per quanto riguarda il CPR. Sì. Il CPR invece funziona, è un centro che, soprattutto in particolare con quello del Friuli Venezia Giulia, quello di Gradisca di Sonzo, funziona molto bene, e quando dico che funziona vuol dire che ha un altissimo tasso di rimpatri, quindi riesce a lavorare molto bene sui rimpatri. Ovviamente sui rimpatri per quei paesi con cui ci sono accordi internazionali, e quindi quei paesi che accettano di riavere indietro i propri concittadini. Chi va in un CPR non è semplicemente l'immigrato clandestino, quello che ha il decreto di espulsione. Chi va nel CPR è, nella stragrande maggioranza dei casi, nella quasi totalità dei casi, persona che ha precedenti penali, persona che è socialmente pericolosa, persona che ha disturbi molto spesso legati alla tossicodipendenza, persona che quindi è molto difficile che possa, anzi direi impossibile che possa ipotizzare un percorso di integrazione, e quindi è giusto che venga rimpatriata nel proprio paese al più presto. Ma questo cosa vuol dire? Che c'è una concentrazione di persone che sono molto spesso violente, obnubilate dal fatto che appunto sono soggetti tossicodipendenti e che quindi all'interno di quelle strutture comunque hanno tutta una serie di farmaci che vengono somministrati e che sono all'ultima spiaggia, perché sanno che da quel posto ci esci o perché sei riuscito in qualche modo a scappare o perché stai imbarcando per andare su un aereo verso il tuo paese. E quindi sono disposti a tutto, e anche qui vanno ringraziate le forze dell'ordine per il lavoro che fanno, perché gestire quella situazione è oggettivamente molto ma molto difficile. Ma il CPR secondo me è uno strumento utile, che andrebbe addirittura ampliato per dare maggiori possibilità di contenere ospiti da rimpatriare nei paesi di origine. Perché purtroppo le persone che potrebbero andare a finire al CPR sono veramente tante, perché noi abbiamo quello che vediamo in città, nelle nostre città,
di persone che commettono reati, che non hanno nessun tipo di possibilità di integrazione, che magari appunto hanno a che fare con il mondo della droga, ce ne sono tante che potrebbero essere tranquillamente rimpatriate attraverso quello strumento se ci fossero gli accordi internazionali corretti. Allora andiamo alla prossima telefonata, buongiorno. Buongiorno dottor Bosazzi, prego. Buongiorno al suo ospite. E volevo dire questo, innanzitutto un grazie alle forze dell'ordine a prescindere. Qualsiasi ordine e grado, le forze dell'ordine stanno svolgendo un ottimo lavoro. E porto la mia testimonianza proprio ieri, chi asserisce come il signore di Udine che nei confini secondari o di Passogrado insomma non ci siano le forze dell'ordine. Io ieri sono uscito dall'Italia per il confine di Monrupino, chissà dov'è Monrupino, sa che è un confine piccolissimo, e c'era una gazzella di carabinieri. Io sono uscito, sono ritornato dopo circa un'ora ed erano sempre lì, fuori dalla macchina, pioveva che veramente Dio la mandava, e svolgevano il suo lavoro. Quindi mi sono fermato, li ho ringraziati, ho scambiato 2 parole con loro e poi sono ritornato in Italia. Eccolo. Sono questo qui perché i carabinieri, le forze dell'ordine in generale, polizia, vigili urbani, tutti ci sono, lo fanno, purtroppo sono pochi, ce ne vorrebbero di più, ma questo è per il momento, se le cose non cambiano, così dobbiamo arrangiarci. Grazie comunque a tutti, buon lavoro e buona giornata. Mi fa molto piacere una telefonata del genere, ma devo dire la verità, mi fa molto piacere perché purtroppo stiamo vivendo un periodo, l'abbiamo visto per esempio dopo quello che è successo a Milano, con l'inseguimento e con la morte di quel ragazzo, quello che è successo a un altro carabiniere con quell'accoltellamento seriale e poi a Rimini e poi la sparatoria. C'è un tentativo di colpevolizzare che però strisciante, ogni tanto si ripropone. Il fatto che la polizia, i carabinieri, le forze dell'ordine in generale, le divise in generale vengano considerate nel migliore dei casi, come diceva quello di prima, non fanno niente, nel peggiore, anzi violenti. No, le forze dell'ordine ci salvano la vita ogni giorno e lavorano per noi ogni giorno e non dobbiamo fare altro che quello che ha fatto quel signore, scendere e ringraziare per il lavoro che fanno, molto spesso sottopagato, in condizioni difficili, frustrante, perché deve essere frustrante anche per loro sapere di lavorare in condizioni difficili e poi magari non riuscire a portare a casa un risultato perché il giorno dopo ti ritrovi quello spacciatore di nuovo in mezzo alla strada. Fanno un lavoro difficilissimo e vanno ringraziate costantemente. E se viviamo ancora in una città in cui si vive bene, dove ci sono dei problemi, dove si sono creati dei problemi, dove la situazione non è identica a quella di 40 anni fa, di 30 anni fa, dove ci sono delle criticità, ma dove si vive ancora bene, lo dobbiamo alle forze dell'ordine, quindi vanno ringraziate sempre. Allora, non è argomento dell'assessore Roberti, però insomma un telespettatore dice cosa ne pensa della situazione Tirso. È una situazione difficile, è una situazione che si trascinava da tempo, su cui la Regione sta lavorando, ovviamente è una competenza che riguarda innanzitutto gli assessori Alessia Rosolin e Sergio Bini, ma con cui ovviamente sono in strettissimo contatto costante perché stiamo parlando di una realtà triestina, del mio territorio, della mia città, una realtà che coinvolge anche dei lavoratori che hanno delle specificità, perché stiamo parlando in prevalenza di donne, stiamo parlando in prevalenza di un'età non giovanissima, adesso mi odieranno perché ho detto non giovanissima, no. Ma vabbè, quindi ha delle peculiarità e la stiamo seguendo con molta attenzione e quindi speriamo di trovare una soluzione quanto prima su cui si sta lavorando da tempo, insomma. Sentiamo la prossima telefonata che è l'ultima per quanto concerne l'assessore Roberti. Prego chi è in linea di essere molto breve perché alle 9 dobbiamo... proprio ci ha ripensato, credo, vediamo. Pronto? No, ci ha ripensato. Non vorrei fosse mi è venuto in mente, non vorrei fosse una lavoratrice Tirso che siccome ho detto non giovanissimo mi ha chiuso il telefono. Dice questo signore invece, dice la Germania riesce a far ritornare nell'Afghanistan chi viene espulso, è di nazionalità afghana.
L'Afghanistan non ha accordi con nessuno, ma per un semplice motivo, perché abbiamo avuto dei cambi di governo a seguito del 2001 in poi, a seguito di guerre, invasioni, eccetera, che adesso l'ultimo con i talebani che sono saliti al potere, che accordi vuoi fare con i talebani sul rimpatrio dei clandestini? Invece chiedo, c'è una mail che riguarda più che altro una questione che ha a che fare con la viabilità triestina, parla della situazione dell'incrocio tra via Vigneti e via dell'Istria, però sarebbe da spiegarla un pochettino meglio, magari anche aiutati con via Vigneti e via dell'Istria. Via dell'Istria, dice c'è uno scempio in via dell'Istria, incrocio con via Vigneti, inutile e pericoloso. Però se non abbiamo almeno una fotografia, un'indicazione, ancora più breve deve essere chi telefona a questo punto. Buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, sono in linea? Allegato ottavo, tanto so che arriviamo là. Anche l'articolo 54. Ecco, ancora uno di più. Perfetto, allora sentiamo come l'allegato ottavo o l'articolo 51 possono... L'assessore Roberti conosce le leggi, ecco, ma non conosce la 3054? Anche questa. Ah, conosce? E allora per favore che lega gli allegati cos'è Trieste. Viene da ridere, onore e disciplina. Grazie, lo dimostrano chiaramente ogni giorno. Con onore e con disciplina. Grazie per il consueto intervento. Non rispondo qua però se permette. Non rispondo se permette, vabbè. Allora, come le ambasciate va considerato territorio italiano il centro in Albania dove si applicano le leggi italiane della polizia italiana. Questo supererebbe l'interpretazione del giudice del paese sicuro. Ho capito. Sì, però il giudice non dice che non può esistere il centro in Albania, sì, tant'è più che sottile è più sottile, sì. Dice tu non puoi dire che quel paese è sicuro e quindi non lo puoi rispedire in quel paese, cioè non puoi dire a priori che quel paese è sicuro. Ripeto, è un'incongruenza anche rispetto a quello che già si dice da tempo, comunque adesso pian pianino si sta cercando di superare anche questa cosa che potrebbe essere un primo segnale interessante, ma anche perché faccio notare che se molte di queste disposizioni arrivano da norme e direttive europee, oggi la politica europea è molto cambiata sul tema dell'immigrazione, cioè ci sono degli approcci molto più pragmatici e restrittivi sul tema dell'immigrazione anche da paesi, prima dicevamo della Germania, no? Paesi anche che in questo momento governati dalla sinistra, però stanno dicendo, piano, cerchiamo di capire come possiamo affrontare il tema in modo migliore. Perché con il possibile cambio della guardia in Germania bisognerà vedere anche là, dopo credo che ci sarà una stretta ulteriore. Oggettivamente la stretta ulteriore c'è già stata nel momento, abbiamo esordito in questa puntata parlando delle sospensioni di Schengen, cioè oggi, certo. Oggi sostanzialmente tutta Europa ha sospeso Schengen, non l'ha fatto chi non ne ha bisogno perché è talmente tanto indietro che non ha bisogno o perché non è oggetto proprio di arrivi da questo punto di vista, ma tutti i paesi l'hanno sospesa. Sì, questo è anche vero. Assessore, grazie per essere stato con noi, buon lavoro. Grazie a voi. Assessore Roberti, assessore alla sicurezza e alla funzione pubblica, al personale, alle autonomie locali, a tante cose. Non abbiamo parlato di autonomie locali, eccetera, ma tanto ci sarà occasione più in avanti. Grazie ancora, assessore Roberti. Andiamo in pubblicità, poi sarà con noi la consigliera regionale di Alleanza Verdi Sinistra, Serena Pellegrino. Allora, secondo ospite di quest'oggi è con noi la consigliera regionale di Alleanza Verdi Sinistra Serena Pellegrino, grazie per essere tornata nei nostri studi. C'è già una telefonata, con tutta probabilità riguarderà questioni che hanno a che fare con l'ospite precedente, bene, ma insomma non è un po' anche la regola della trasmissione. Buongiorno. Buongiorno. Tranquillo, dottor Bosazzi, sono in tema con la consigliera. Okay. Buongiorno Claudio. Dunque, buona giornata a lei, dottor Bosazzi, e la gradita ospite, consigliera Serena Pellegrino. Buongiorno. Che lo dico ai cittadini in ascolto, risponde via mail assieme alla consigliera Giulia Massolino che ho informato del problema. Non a caso siete due donne battagliere. Purtroppo siete in minoranza. Non importa. Sono Claudio Visentini.
Sì, me lo ricordo, quando ho detto Claudio ho riconosciuto subito che era lei. Ecco, grazie. Difatti è pura verità. Non è da tutti rispondere, glielo dico sinceramente. Nella disponibilità bene che delle ore. i telespettatori lo sappiano. Dunque, parlando di sanità, ho letto sul Piccolo il 21 gennaio un articolo: nuovo sistema per il 112, servono tempi rapidi. Cara consigliera, era il 2019 che il sindacalista FIAS Fabio Potocnik, molto attivo nella sanità, ha raccolto 7.500 firme per ottenere 2 centrali 112 con le linee distaccate, una a Trieste e una nell'Isontino. Peraltro, Tele4, per il tramite del vice direttore Ferdinando Alvarino, ha intervistato a Ring il presidente Massimiliano Fedriga, Bosatti, se potete fare vedere il video, ed era d'accordo per le 2 centrali. Grazie per il suo gradito pensiero, che auspico porti avanti in modo positivo, e buon lavoro. Okay. Grazie. Allora, sentiamo... No, è quello che sta dicendo il signor Claudio, a parte che io lo ringrazio, e come ringrazio tutte le persone che mi sollecitano anche via mail, anche via WhatsApp. Io nel mio biglietto da visita che do indistintamente c'è il mio cellulare. Questa mi viene, diciamo, dalla mia vita privata pregressa, che facendo l'architetto ovviamente tu devi dare un biglietto da visita con un numero di cellulare, perché sono le persone che ti devono trovare perché tu possa risolvere i loro problemi. Poi ovviamente bisogna capire se si è in grado di risolverlo, bisogna essere onesti e dirlo, oppure dire: guardate, io fino qui riesco ad arrivare, da questo momento in poi purtroppo ho i muri davanti. Come giustamente dice il signor Claudio, siamo all'opposizione, però io ritengo che anche essendo all'opposizione si può fare minoranza, ecco, che sono due atteggiamenti differenti. Opposizione vuol dire opporsi palesemente a quello che sta facendo la maggioranza e quindi fermarlo magari anche con le mani in maniera determinata. Fare minoranza vuol dire dare un apporto alla maggioranza perché possa eventualmente acquisire determinate proposte che noi facciamo. Ecco, io credo che questo sia un ruolo fondamentale. Poi è chiaro, nelle 24 ore della disponibilità che uno ha a disposizione, io tante volte dico: ma tanti decreti che fanno, ma ne facessero uno apposta per me, che mi allungano le giornate 36 ore, così magari dormo un po' di più. Però un'altra cosa ha detto importantissima il signor Claudio: 7.000 e passa firme raccolte, e che sono state portate all'attenzione del Presidente che ha la massima carica nella nostra regione, e se ha nella sua disponibilità ha le risorse sufficienti, poi le mette in atto. Ecco, il ruolo dei cittadini è importantissimo in democrazia, cosa che le persone non se ne rendono conto. E faccio l'esempio dell'acciaieria in Laguna: sono state raccolte 24.000 firme, si sono attivati poi i sindaci, si è attivato i consiglieri regionali, si è attivata la giunta, insomma alla fine abbiamo portato avanti un risultato. Ecco, tenere ben attivo tutto il meccanismo e tutta l'architettura della democrazia, credo che questo sia fondamentale. Non mai rassegnarsi, mai. Uno dice: ma Serena, tu sei all'opposizione, che cosa riesci a fare? Non è vero. Non è vero, perché comunque tante volte a me è capitato che ho fatto delle proposte a questa giunta, in quel momento non sono state accolte e neanche raccolte, ma 6 mesi dopo, qualche mese dopo, vedi che la giunta le ha fatte proprie. E tanti miei colleghi si arrabbiano e dicono: ah, ma come? Mi rubano le idee. Allora io parto da questo presupposto che se uno mi ruba un'idea vuol dire che quell'idea era buona. Sì, quindi pazienza, l'importante è che vada avanti. Allora, c'è una telefonata, sentiamo. Buongiorno dottor Bosazzi, a lei e alla sua ospite, Buongiorno. alla quale volevo rivolgere una domanda precisa e se mi sa dare una risposta precisa. Perché, il telefono da Monfalcone, abbiamo la maggioranza delle donne che girano con il burqa intero, quello con la rete anche davanti agli occhi.
come mai è possibile essere in strada guardate in quella maniera, che poi non si sa chi è, perché sotto hanno jeans e scarpe di ginnastica, quindi un abbigliamento uomo-donna. Perché le lasciano girare e entrare negli uffici pubblici da tutte le parti senza sapere chi sono? Se per favore mi risponde. Le auguro una buona giornata a lei e al dottor Bosazzi. Grazie. Buongiorno. Grazie signora. Tra l'altro anticipo giusto un attimo, mi sembra che le disposizioni che riguardano questo tipo di problematica risalgono addirittura, ma penso agli anni 40, se non addirittura prima, quindi c'è anche questo problema che forse bisognerebbe un attimo riconsiderare alla luce di tutta una serie di cose. Ma assolutamente. Allora su questo la signora mi trova completamente d'accordo. Innanzitutto nella questione che io difendo le donne in primis e penso che purtroppo queste donne comunque vivano in una condizione assolutamente subordinata, e questo è una battaglia che noi abbiamo fatto nella nostra società. Abbiamo impiegato 40-50 anni per riuscire a ottenere un gradino, non abbiamo ottenuto tantissimo, semplicemente siamo riusciti a occupare degli spazi che prima erano appannaggio solo ed esclusivo degli uomini, dal punto di vista proprio del pubblico. E quindi queste conquiste noi le abbiamo fatte. Queste donne ci chiediamo se queste conquiste le vogliono ottenere, perché non gli viene neanche dato lo spazio in alcune circostanze per poter dichiarare che loro vogliono ottenere questi diritti, esattamente come l'abbiamo ottenuto noi. Però sulla questione della cosiddetta sicurezza è un dato di fatto. Se io, Serena Pellegrino, entro con un passamontagna in una banca, sicuramente vengo immediatamente additata e si cerca di capire chi è sotto quel passamontagna. Se invece una donna cammina per strada, una donna, oppure come dice la signora, non lo sappiamo noi sotto quel vestito chi si cela, abbiamo un grandissimo punto di domanda. Allora la linea di demarcazione dove sta? Tra la sicurezza, che ho appena descritto, il rispetto delle regole che ognuno si dà dal punto di vista anche sociale, perché se io vado in un paese dove pretendono il burqa, io pretendo di poter andare a viso scoperto, ok? Quindi nella stessa maniera io rivendico il mio diritto di poter andare a viso scoperto e magari invece mi obbligano a fare diversamente. Guardiamola dall'altra parte, appunto. Quindi noi abbiamo una situazione esattamente invertita, dove noi abbiamo la richiesta di andare a viso scoperto e stiamo obbligando loro ad andare a viso scoperto. Questo è un confine sottilissimo, su cui la maggior parte dei legislatori poi rischiano di fare dei grossissimi scivoloni, e si apre un dibattito immenso ogni volta che si discute di questo tema. Allora io credo che ci debba essere un dibattito politico con la P maiuscola, non necessariamente istituzionale, ma che parta dalla società, che parta dai cittadini, esattamente come hanno fatto le nostre zie, le nostre nonne, le nostre mamme alla fine degli anni 60, anni 70, su cui poi abbiamo percorso questa strada che ci ha portato qui. Credo che vada fatto un percorso sociale, un percorso culturale e poi ovviamente politico, e poi ovviamente che si concluda a livello istituzionale. Sentiamo la telefonata in linea, alla quale risponderemo dopo la pubblicità. Buongiorno. Sì, buongiorno Claudio. Prego, buongiorno. Anche se non è nella sua competenza dell'opposizione, le chiedo perché dopo 30 anni per il rinnovo dell'oculo dei miei genitori devo pagare circa 8.000 euro per il semplice rinnovo. Almeno in queste cose il comune deve avere una certa sensibilità. Adesso io dovrei fare un prestito in banca con un'ipoteca sul mio alloggio. Le sembra giusto? Grazie. Andiamo in pubblicità, poi rispondiamo. Questo è un tema molto delicato, soprattutto a livello personale per me. Sì. Pubblicità.
Allora, rispondiamo a questa telefonata che solleva un problema abbastanza sentito. Certo. Beh, io non ne faccio così nascondimento. Una ventina di giorni fa abbiamo scoperto che la tomba di mio padre era stata smantellata, sì, poi i termini sarebbero è stata tolta. Diciamo, insieme a una serie di altre tombe e messe nella fossa comune. Noi non avevamo avuto contezza di questo e le nuove regole evidentemente che a noi sono sfuggite, visto che lui era mancato più di 30 anni fa, prevedono solo ed esclusivamente che ci sia la fissione all'albo operatorio e quindi anche sul sito del comune. Noi invece immaginavamo, come è sempre successo, che ci fosse una telefonata, visto che poi insomma la luce veniva pagata, visto insomma con il bollettino. Ci sono delle situazioni che hanno messo in grossa difficoltà moltissime persone. Penso che ci debba essere il rispetto nei confronti dei defunti e soprattutto il rispetto nei confronti di chi ha il defunto in cimitero. Ma soprattutto, come ha detto bene il Signore, se noi non abbiamo quegli 8.000 euro a disposizione per poter fare l'esumazione dei resti dei propri cari e portarli o all'incenerimento oppure in un ossario che possa essere in un loculo che possa essere destinato, allora a quel punto l'unica soluzione è la fossa comune. Ecco, io penso che su questo, visto che denaro ne abbiamo tantissimo, perché abbiamo fatto una finanziaria che va oltre i 6 miliardi di euro, non sapevano dove mettere il denaro. Di morti ce ne sono tanti e abbiamo da milioni di anni, adesso ovviamente lo sto sparando così in grandi linee macroscopiche, ma il culto dei morti è sempre stato. Noi abbiamo avuto esperienze storiche di archeologie proprio sul culto dei morti. Abbiamo imparato tantissimo dalla nostra storia di chi ci ha preceduto proprio in forza del culto dei morti. Gli Etruschi, per esempio, ci hanno dato tantissimo, gli Egizi, e non possiamo citarne quelli che vogliamo. E noi, nella società più civile, no, che ci definiamo, la grande civiltà, noi abbiamo un culto dei morti praticamente a zero. Ecco, potrebbe essere eventualmente che ci sia un contributo nei confronti di chi deve avere l'esumazione del proprio defunto e magari, ma non necessariamente metterlo nella fossa comune, chi lo desiderasse, per esempio, farli incenerire e poi le ceneri le possiamo tranquillamente tenere nella nostra abitazione, ovviamente sigillate, ovviamente sotto il controllo della polizia che ha questa la funzione appunto di controllo. Se poi ci trasferiamo di abitazione dobbiamo comunque denunciarlo, ma ci viene completamente a cadere la spesa enorme per la conservazione dei resti dei nostri defunti. Andiamo alla prossima telefonata. Buongiorno. Pronto? Abbiamo tre tentativi al terzo. Pronto? Sento che c'è qualcosa che vive dall'altra parte niente, pazienza. Allora, richiameranno. Dunque, torniamo a questioni sanitarie, di sanità, chiedo scusa, e c'è questa problematica, chiamiamola così, insomma, che è stata al centro di parecchie speculazioni, nel senso buono del termine, uso questo termine. Con la S maiuscola, io quando intendo una parola che è nell'accezione negativa, insomma nel quotidiano, e voglio dargli invece, perché spesso c'è l'accezione positiva, metto la maiuscola. In questo caso speculazione con la S maiuscola è nobile, la speculazione invece quella materiale è di un altro tipo. Le speculazioni, dicevo, sulle cure oncologiche,
che se ne parla un po' meno, per dire la verità, perché? Beh, la settimana prossima se ne parlerà. Ah, ecco, se ne parlerà abbondantemente, perché il 29 andiamo in commissione, in terza commissione, e ci sarà probabilmente un'ulteriore discussione. Abbiamo fatto 4 ore e mezza di discussione prima dell'interruzione di Natale su questa delibera che rivede completamente il piano oncologico, anzi in realtà crea il piano oncologico in regione. Premetto che un piano oncologico regionale è indispensabile. Poi è indispensabile, come dire, una casa per tutti è indispensabile, ma è indispensabile a come la faccio, ovviamente c'è il progetto, c'è il cantiere, c'è tutto il resto. Quindi in questo caso noi stiamo valutando se questo progetto che ha proposto la Giunta per la nostra regione è un progetto valido o meno. Parte dal presupposto che dice non si può tutto dappertutto. L'avete intervistato anche voi un sacco di volte, il Presidente Federica, che dice non possiamo avere tutto dappertutto. Vabbè, su questo possiamo per certi aspetti essere d'accordo su determinate materie, ma non su tutto, e soprattutto non censurando a priori l'operato e quantomeno il dialogo con gli operatori, come pare esserci stato in questo caso. Allora, ci sono delle situazioni in cui il tutto dappertutto, l'ha detto bene il signor Claudio prima, la centrale del 112 è indispensabile, perfetto. E probabilmente per quello che riguarda il piano oncologico, il tutto dappertutto potrebbe anche essere valutato in maniera positiva, il non tutto dappertutto. Però bisognava fare un ragionamento importante, per esempio per quello che riguarda i nostri 2 grandi centri di ricerca, che sono il Burlo e sono il CRO di Aviano, cosa che molto probabilmente è stata fatta sopra la loro testa. Perché dico molto probabilmente? Perché al netto del fatto che la delibera è un volumone grosso così e ce lo stiamo studiando in tutte le maniere, anche noi con i nostri professionisti, ma immediatamente è saltata all'attenzione la diatriba che c'è all'interno della maggioranza tra Fratelli d'Italia e la Lega. Cos'è accaduto? Che 2 esponenti di Fratelli d'Italia, uno del Pordenonese e uno di Trieste, hanno sollevato la questione. Ovviamente il CRO sta a Pordenone e il Burlo sta a Trieste. E voglio nobilitare ovviamente la discussione, perché credo che questo sia un tema che non può vedere i bianchi da una parte e i neri dall'altra come se fosse una partita a scacchi, perché domani mattina, intanto nel percorso della propria vita sicuramente qualcuno c'è passato e sa che cosa vuol dire, ma nel corso della propria vita nessuno sa che cosa l'aspetta il giorno dopo, e quindi ognuno di noi desidera il meglio anche all'interno della nostra regione, non necessariamente dover andare in Lombardia o andare in altre regioni. Quindi per quello ho messo queste premesse, perché credo che siano assolutamente importanti. Ecco, questo è il ruolo della minoranza, no? Di essere propositivo, però anche di opposizione. Però quello che io ho notato da parte dei 2 colleghi è che ci sia stata una opposizione, in questo caso sì, nei confronti della maggioranza, perché venivano private delle porzioni nel loro territorio, e quindi legato alla questione dei consensi. Va bene? Penso che noi dovremmo in questo momento slegarci completamente dall'idea dei consensi e quindi non fare determinate cose perché allora avrò quei voti, non le farò perché ho paura di non avere quei voti. Ma dobbiamo tenerci su un piano alto. Penso che Burlo e CRO siano fondamentali nella nostra regione. Lo sono state delle eccellenze per un sacco di anni. Ora sono stati svuotati della loro essenza principale. Parlo soprattutto per quello che riguarda il Burlo,
che poteva essere paragonato al Gaslini di Milano. Non è stato fatto. Noi potevamo avere 2 centri importanti a nord, uno a nord-ovest e uno a nord-est, e invece sul Burlo non è stato fatto lo stesso identico investimento, che doveva essere fatto. E poi c'è tutta la questione relativa ai piccoli ospedali che invece avevano generato delle eccellenze. Mi è stato per esempio portato all'attenzione quella dell'urologia, della chirurgia urologica di Gorizia. Uno dice, ma Gorizia, no? Generalmente si pensa ormai a questi ospedali di provincia o semiprovincia, di sottoprovincia. Ecco, mi è stata portata all'attenzione questo. Faccio proprio questo esempio perché parlando con i nostri esperti, io non sono un'esperta di questa materia, però ho il dovere poi di prendere una scelta politica, mi è stato detto situazioni come queste poi alla fine verrebbero a decadere, ed è un peccato perché invece realtà come queste potrebbero essere un orto importante per far crescere delle nuove leve che poi tu puoi eventualmente trasferire nei centri più importanti. È accaduto che abbiamo visto 37 firme di, si chiamavano primari una volta, io continuo a chiamarli così perché le persone lo riconoscono in maniera molto, molto più chiara, 37 firme del Pordenonese, quindi tutti, che hanno sollevato la questione per quello che riguarda questo piano oncologico. Allora adesso, la settimana prossima, andremo in discussione in commissione. Attenzione, perché vorrei veramente che le persone lo capissero. Quando il politico dice ma i tecnici mi hanno detto così e allora io faccio in questo modo, attenzione, perché i tecnici possono avere tante opinioni differenti. Io lo faccio sempre per l'esempio della mia professione. Io posso fare una casa in legno, lo posso fare in latterizio, la posso fare in cemento armato, la posso fare in 1000 modi, e sempre di casa si tratta, però il finale è completamente differente. Quindi i tecnici ti danno una loro proposta, ma la firma finale, la responsabilità finale è sempre del rappresentante dei cittadini. Questo, noi dobbiamo prenderci questo onere, e io cercherò in tutti i modi, con tutta questa lunga premessa che ho fatto, di avere un atteggiamento nei confronti di questo piano oncologico che poi cambierà la vita dei cittadini. Non sappiamo se è il meglio, se ridurrà delle prestazioni. Molto probabilmente ci saranno delle aree che soffriranno moltissimo, come soprattutto quella della montagna, perché noi dobbiamo pensare anche che alcune realtà debbano essere anche negli insediamenti, perché bisogna pensare che ci sono le famiglie che si devono spostare, che la stessa persona, il piano oncologico, eventualmente il protocollo, come si chiamava una volta, lo puoi realizzare ovunque. Poi è chiaro che nel centro importante tu vai a farti fare la chirurgia e ti fai fare la diagnosi. Io questa lo dico così anche per la mia esperienza personale, non su di me per fortuna, però per quello che mi è capitato attorno, e penso che su questo argomento insomma dobbiamo andare veramente con i piedi di piombo. Allora, abbiamo una telefonata ma siamo in pubblicità, chiedo a chi è in linea, sarà rapida signora o aspettiamo il ritorno della pubblicità? Ma io faccio veloce se vuole. Ok, rapidamente allora, grazie. Sono Silvia, buongiorno. Grazie. Io vorrei capire i politici semplici che sono comunali eccetera, se vivono su questa terra o se vivono altrove. Non mi riferisco alla signora in generale, perché parlano di temi come se loro non fossero mai toccati dalla sanità, dalla giustizia, cioè non riescono a capire quello che va bene per le persone, quello che migliora la vita. Chiedono a noi, Roberti prima, bisogna ringraziare le forze dell'ordine, cavolo, tu sei assessore regionale, fai parte del potere, ma perché devi ringraziare? Valorizzali, aumenta le assunzioni, aumenta gli stipendi, fai mettere in atto le leggi che ci sono, tipo quella del burqa. La signora chiama lei che non sta facendo, diciamo, non fa parte della giunta regionale che può decidere, dell'esecutivo, per cui che facciano mettere in opera almeno le leggi. La Cisint che si è sbraitata per anni, cosa ha fatto? Niente, perché gli fa comodo vedere queste cose qua, perché così la gente protesta. E con chi protesta? Con chi non ha il potere, con l'opposizione, perché c'è una malattia di ideologismo.
Ecco, non dico altro. Poi si cavalcano determinati temi anche per poter avere, come dicevo prima, i consensi. Io penso che non si debba pensare... Buongiorno. Buongiorno, scusi signora. Bisogna pensare che noi abbiamo lì un ruolo per risolvere i problemi e non per andare a cavalcarli, per avere poi quella crocetta che a fianco venga scritto il proprio nome. Se le persone ritengono che poi le proposte che noi facciamo siano proposte valide, o le soluzioni che poniamo o le soluzioni che la stessa giunta in maggioranza lo riceverà comunque il consenso. Dobbiamo riflettere su un fatto. Dobbiamo andare in pubblicità. Dobbiamo andare in pubblicità. Scusa. No. È che la signora mi ha sollecitato proprio per me. Non c'è problema. Andiamo in pubblicità, poi magari riprendiamo anche da questa parte del discorso. Allora, avevamo iniziato un ragionamento sulla telefonata della signora, mi pare di aver riconosciuto la signora Silvia, se non mi sbaglio, proprio anche appunto sul ruolo di chi sta all'opposizione, mettiamola così. Ma la signora ha parlato tanto di chi è al governo. Sì, ma io intendevo dire... Molto spesso anche nella nostra trasmissione, per questioni, come posso dire, di tempistiche, magari un ospite si ritrova i problemi che potevano essere destinati per l'ospite precedente. Insomma, questo spesso succede, non c'è problema, però serve anche comunque per sottolineare una problematica e per renderla palese, ecco, insomma. Sì, poi sì. dopo... No, ma la signora ha sollevato un problema. No. Allora, innanzitutto ha sollevato il problema relativo al fatto che c'è uno scollamento tra chi è rappresentante dei cittadini e i cittadini stessi. Cioè, sembra che quelli che sono seduti lì non abbiano avuto un problema di doversi fare una radiografia, doversi fare... No? Mi perdoni se intervengo su questo, perché questo è abbastanza curioso da un certo punto di vista, nel senso che soprattutto devia un po', ma neanche tanto, soprattutto sui social, noto che per esempio se una persona di una certa notorietà, sia un politico, sia un artista, uno scrittore, eccetera, un personaggio pubblico, ecco, mettiamo così, un personaggio pubblico interviene su un determinato argomento, a dove fino a qualche anno fa non veniva né veniva registrato il suo intervento, mettiamola così. Adesso diventa un influencer. Ma è oggetto di contestazioni incredibili, il cui dato comune è: che cosa parli tu che non puoi capire i nostri problemi. È una questione un po' nuova per certi aspetti, ma sociologicamente credo non è molto interessante, perché quello schermo o quella telecamera comunque apre un focus importantissimo. Sì. E tu sei sempre in piazza. Però c'è l'idea che... sembra quasi che tu che sei seduto da questa parte... Non abbia problemi. Non abbia dei problemi. Sì. No, ce li abbiamo tutti quanti, poi ovviamente, anzi il più delle volte, proprio la situazione personale che tu hai vissuto a livello personale o delle persone che te lo sollecitano, come prima per esempio il signor Claudio, che te lo sollecitano, tu raccogli quelle informazioni, cerchi di farle tue e le traduci in norma, va bene? Quindi faccio l'esempio, più volte l'ho fatto anche in commissione, donne over 55, di cui io faccio parte con grande mi onoro di far parte degli over 55, delle donne over 55, sappiamo perfettamente che nel giro di pochissimi anni questo gruppo enorme di donne che va dai 55 ai 65 anni passerà dal mercato del lavoro al mercato delle necessità, perché saremo così, usciremo, lasceremo un vuoto incredibile, ma entreremo in un comparto dove avremo dei bisogni importanti, dove noi stessi non saremo in grado di risolverceli come stiamo facendo adesso per quelli che sono più giovani e che negli anni, o quelli che sono più anziani, che negli anni ovviamente noi abbiamo acquisito una serie di informazioni, ci portiamo via il nostro know-how, però entriamo nel mondo dei bisogni. Bene,
Cosa succede? E questo alla signora glielo dico proprio per far comprendere come invece si vive all'interno delle problematiche. La densitometria ossea, un esempio banalissimo. Quante donne nel giro di pochissimi anni si ritrovano ad avere una malattia sulle ossa, che non è necessariamente una malattia che ti uccide, tumorale, come per esempio la promozione dello screening alla mammella, al pap test e tutto quello che sappiamo che ha ridotto di tantissimo, perché questa prevenzione ha ridotto di tantissimo e ha allungato la vita a moltissime donne e anche moltissimi uomini, con la questione del sangue occulto per esempio. E ho proposto all'assessore di far entrare nello screening anche la densitometria ossea. Faccio un esempio: donna di 58 anni, la sua dottoressa dice: guarda, dal momento che tu sei in menopausa solo da 3 anni, io non posso farti la cosiddetta ricetta rossa e quindi non ti posso dare l'accorciamento dei tempi. Ti do la ricetta bianca per la densitometria ossea. Bene, si telefona al CUP, 1 anno e mezzo, 60 e passa euro. Stessa donna cosa decide? 1 anno e mezzo, vabbè, provo a vedere in privato. Privato, giorno dopo, 102 euro. Diagnosi, immediatamente si verifica che le ossa di questa donna, nonostante sia andata in menopausa comunque avanti, perché sappiamo che più vai avanti in menopausa e meno problematiche ci sono, da quel punto di vista, immediatamente comincia la cura. Allora abbiamo prevenuto 1 anno e mezzo di assenza di cura e sicuramente abbiamo prevenuto una serie di persone che arriveranno poi agli ospedali per farsi fare la protesi e tutto quello che noi sappiamo. Allora, quanto ci costa in più fare uno screening di questo tipo per le casse della regione? Assolutamente molto meno rispetto a quello che no? Lei è d'accordo? Sì. Perfetto. Allora, su queste cose noi dobbiamo puntare. 1, sulla prevenzione. Dobbiamo cercare di fare in modo che le persone non si ammalino. Abbiamo un'altra telefonata. Che le persone non si ammalino. No? E dobbiamo dare il supporto a tutti quanti, a tutti noi, mi viene da dire, perché un giorno mi è stato detto ma quello che stai facendo per tutti lo stai facendo anche per me, no? Quindi vai avanti e procedi in questa direzione. Noi dobbiamo ragionare sempre in questo modo, quello che noi facciamo per tutti lo stiamo facendo anche per noi e quello che lei ha detto prima, noi che siamo seduti qua siamo assolutamente incaricati dai cittadini per fare questo, con un onere gigantesco. Ultima cosa che dico a proposito della signora che dice opposizione e maggioranza, qualcuno ha voluto che ci fosse una partita a scacchi all'interno delle istituzioni. Se i neri sono al governo, i bianchi fanno un po' di confusione, se i bianchi sono al governo, i neri fanno un po' di confusione. Io sono una così appassionata alla Prima Repubblica, dove tutto veniva risolto all'interno delle istituzioni e non c'erano i bianchi e i neri, ma la proposta magari della Rossa Pellegrino poteva essere interessante anche per chi era al governo in quel momento. Sappiamo benissimo che il Partito Comunista è rimasto all'opposizione per tutta la sua esistenza, ma ha dato dei supporti e degli apporti incredibili alla democrazia cristiana, che invece è stata al governo per non so quanti decenni. Sentiamo la prossima telefonata. Buongiorno. Sì, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Allora, io ringrazio enormemente, io amo le forze dell'ordine, ringrazio enormemente perché adesso finalmente c'è la sicurezza per i cittadini, questo non è poco. Altro punto, vorrei che ci tornasse a riguardo un giorno a settimana a tenere l'auto in garage. Questo è importante per quanto riguarda l'inquinamento. Non so se voi vi ricordate che c'era questa cosa, obbligatoria oltretutto. Ecco, tutto qua insomma. Ecco, grazie. Io non ricordo che ci sia stata questa obbligatorietà. No, di un'auto in garage no. Seppure non torniamo agli anni 70 dove non si circolava. No, in realtà agli anni 70 c'erano le targhe alterne, no? Andavano quelle con un giorno le pari, un giorno le dispari. Però poi
ed è di qualche decennio fa l'iniziativa che è iniziata, scusate, il gioco di parole, per quello che riguardava il fattore inquinante. Sì. Allora, quando le centraline verificano che i PM10 o i 2,5 insomma sono fuori norma, allora c'era lo stop del traffico. Tant'è che io ho anche presentato degli emendamenti in cui ho chiesto che nel momento in cui c'è lo stop del traffico causato dal particolato in atmosfera, i mezzi pubblici fossero gratuiti. Perché a quel punto io sono obbligata a tenere la macchina ferma, e su questo io concordo ovviamente, ma devi darmi ovviamente il supporto dall'altra parte. Quindi dare il trasporto pubblico gratuito credo che sia uno dei primi passi, e poi un po' alla volta le persone magari anche si abituano a utilizzare i mezzi. Trieste, devo dire che dal punto di vista dei mezzi pubblici è una delle poche città molto molto ben fornite. Proprio sulla questione dei mezzi pubblici c'è una considerazione e suggerimento di un nostro telespettatore. Dice: Trieste si definisce città turistica, ma è normale che in un luogo turistico la frequenza dei mezzi pubblici cali drasticamente il sabato, la domenica e in genere nei giorni festivi? Vorrei chiedere a Trieste Trasporti di trattare i sabati e le domeniche come se fossero giorni lavorativi in termini di frequenza dei mezzi pubblici. Ma io su questo concordo in pieno. Il Signore proprio con me sfonda una porta aperta. Anzi, proprio ieri sera sono arrivata a Trieste, sera tardi, e avrei avuto un immenso piacere di mettere la macchina in una posizione comoda e poi trasferirmi con un mezzo pubblico, cosa che non è possibile, perché a Trieste la sera i mezzi pubblici sono diradati in maniera... Questo è io lo so perché insomma mio papà guidava gli autobus, per cui sono per certi allora aspetti parte in causa. insegna a me. E quella del trasporto pubblico in ore notturne è sempre stato un qualche cosa che non si è mai capito. Perché ovviamente le persone che utilizzano i mezzi pubblici che si spostano sono molto molto più ridotte, quindi a quel punto tu riduci l'utenza e quindi riduci anche l'offerta. Però ecco, io non saprei come muovermi nemmeno. Si potrebbe anche eventualmente immaginare un trasporto a chiamata, che non sia necessariamente... Che tra l'altro esiste, perché Trieste Trasporti lo ha istituito. Questo e pare che funzioni anche allora molto io bene. Questo alzo le mani, non lo sapevo, e se è già stato fatto è una gran bella cosa, però allora bisogna anche farne una grande pubblicità. Bisognerebbe magari sui mezzi che girano durante il giorno scrivere: guardate che dalle 21 in poi, se avete necessità, potete fare il trasporto a chiamata. È chiaro che su questo poi andiamo su un terreno scivoloso, perché c'è tutto il comparto dei tassisti che invece lavora moltissimo nel momento in cui il mezzo pubblico non c'è, che però c'è da dire anche che il taxi ha un prezzo assolutamente oneroso e non tutti se lo possono permettere, e poi soprattutto, questo va detto, ma questo lo dico in maniera molto chiara ed esplicita nei confronti dei tassisti, mi piacerebbe che le cosiddette stazioni dove una volta c'erano i tassisti e tu ti avvicinavi e sapevi che comunque lì trovavi almeno un mezzo del taxi, monti su quel mezzo e parti con il tassametro che parte dalla stazione dei taxi. Invece se tu lo chiami, lui non sappiamo bene da dove stia partendo e generalmente ti arriva con un tassametro che è già stato avviato. Andiamo alla prossima telefonata che è in linea. Buongiorno. Pronto? Non c'è. Ancora uno. Pronto? Niente. Allora leggo soltanto delle mail che segnalano delle problematiche per quanto riguarda la città.
Allora, dice, dov'era? L'avevo vista prima? Dunque sì, segnalo lo stato di degrado in cui versa la sede tranviaria all'inizio di salita Trenovia, nello specifico salendo lato destro. Il sito è stato oggetto di pulizia del verde, ma sotto le piante ed arbusti potati vi è un autentico immondezzaio che a tutt'oggi non è stato rimosso. E poi c'è ancora, vediamo... In quel punto lì è un punto disagiato, sì. Perché quando si arriva a piedi per poter fare l'attraversamento, quello è un punto in cui ci si trova in difficoltà. Sì. Penso che lì, ecco, in questo sono importantissimi i cittadini, su queste cose qua, veramente io ritengo che i cittadini sono il nostro presidio sul territorio. È chiaro che noi non possiamo essere dappertutto nel vero senso della parola, però i cittadini ci sono, hanno tutti i nostri recapiti e io sono tanto contenta quando partecipo a questa trasmissione perché sento proprio le problematiche dal vivo e mi riporta un po' alla mia essenza appunto di architetto che devo andare immediatamente alla risoluzione del problema. Quindi questa mail io chiedo la cortesia di girarmela. Okay. E cercherò in qualche maniera di farlo presente a chi ha il dovere di prendersi in carico di questa problematica. Allora c'è ancora una telefonata, buongiorno, forse quello di prima. Pronto? Pronto? Prego. Buongiorno. Buongiorno. Posso? Sì, prego. Sì. Allora, io volevo parlare per quanto riguarda l'intervento sui fabbricati per quanto riguarda il risparmio energetico, sì, che è fatto con un cappotto termico e normalmente in polistirene qua a Trieste. Mentre in effetti ci sarebbe le lame minerali che anche a detta della guida tecnica fatta nel 2010 mai guida tecnica antincendio, in effetti non è stata mai presa in considerazione, visto che in teoria si dovrebbe non mettere del materiale infiammabile al di sopra dei 12 metri. Ultimamente mi è capitato di vedere la scuola, la succursale dell'Alessandro Volta che sta a via Montecincio, che praticamente la stanno rivestendo tutta quanta di polistirene, sia sul tetto che sulle facciate. Là diciamo probabilmente siamo giusto ai 12 metri, ma se deve arrivare la scala per l'antincendio, la strada in salita, penso che avrebbe un po' di difficoltà. Quindi si potrebbe, visto che poi c'è anche da dire un'altra cosa, che il polistirene o le lame minerali costano lo stesso prezzo, è solo una questione di manodopera non qualificata per mettere l'una o l'altra. Ok. Va bene? Sentiamo, grazie. Qui abbiamo anche un architetto, per cui siamo nelle mani dell'arte. Posso fare un esempio? Io quando ne ho avuto la possibilità, che il cliente ha compreso l'importanza di questa cosa, perché poi bisogna dire anche che il cliente fa la differenza, perché il progettista può anche fare determinate proposte, ma il cliente, quando tu gli fai il computo metrico e fai il finale, ti dice no, ma guarda, io preferisco questo. Faccio un esempio al signore, il signore ormai ha capito che mestiere faccio quando non sono una rappresentante istituzionale, perché evito di fare il doppio mestiere, mi dedico completamente a questo. E quando ero in Parlamento avevo fatto una proposta di legge in cui chiedevo l'abbattimento non soltanto, come ha detto il signore, per fare i cappotti in plastica, io l'avevo chiamato non l'eco bonus ma il plastica bonus, e così l'ho brutalizzata questa parola, ma fare in modo che fosse veramente un eco bonus e quindi il rivestimento a cappotto degli edifici fosse fatto in fibre naturali. Ovviamente ignifuga e tutto quello che ha detto il signore, anche perché sappiamo perfettamente, e li abbiamo visti, che questi condomini rischiano di diventare delle torce.
no? Certo. Avevo fatto questa proposta di legge, anzi addirittura una risoluzione votata da tutta la Commissione Ambiente, Lavori Pubblici, insomma tutta all'unanimità, in cui chiedevo l'abbattimento, se all'epoca era, non ricordo male, il 55% sull'ecobonus, così con i prodotti non ecosostenibili, che ci fosse un incremento di un delta di 7-8% rispetto a chi utilizzasse prodotti biodegradabili ed ecocompatibili. Ho avuto l'avversione totale nel momento in cui siamo andati a formulare la legge dicendo non ci sono soldi, non c'è assolutamente la disponibilità per questo. Bene, allora attenzione, perché all'epoca non c'erano i soldi soltanto per l'incremento delle fibre naturali, ma addirittura siamo passati dal 55 al 65% per tutto e anche per i mobili. Allora, a questo punto mi è venuto da pensare che tutto quello che mi avevano detto che poteva essere soltanto per il mancanza di denaro fosse semplicemente perché quello che avevo proposto era una cosa che non faceva comodo a chi? Alla filiera del petrolio. Dobbiamo dircelo questo senza nessun problema. Il petrolio è una delle fonti fossili, sono una delle 5 voci più importanti che mantengono in piedi tutta l'economia mondiale e hanno un potere contrattuale gigantesco. E su questo noi ce lo dobbiamo dire, dobbiamo essere consapevoli. Fonti fossili, acciaio, cemento, gli asfalti, insomma ci sono delle voci che hanno mantenuto in piedi tutta l'economia negli ultimi 70 anni, 80 anni e che fanno fatica, fanno neanche un pezzettino di marcia indietro. Allora, perché Trump guarda la Groenlandia? Facciamo questo esempio. Perché Trump guarda la Groenlandia? Perché Trump oggi ha dichiarato che lui abbandona il green, l'aveva già detto quella volta e lo sta ribadendo ancora adesso. Quindi ci sono delle situazioni, degli status quo, uno status quo che non si vuole abbandonare. Ecco, io su questo invece, il signore che il nostro ascoltatore penso che abbia capito bene di quale risma faccio parte, sarò sempre costantemente, andrò in posizione ostinata e contraria su questo. Allora, ci avviamo verso la conclusione di questa puntata. Sono sempre molto lunga nelle mie risposte, però i suoi ascoltatori sono così interessanti con le loro domande che mi sollecitano sempre e aprono un sacco di scatole dentro la mia testa. Non c'è problema. Allora, facciamo vedere, giusto per salutare anche il nostro amico Englaro, la vignetta. Oggi riguarda le zone rosse, te son de nuovo passà per la zona rosso. La zona rossa è bellissima. Io sono un po' preoccupata per questa cosa delle zone rosse, per un motivo anche così molto, molto semplice. Intanto delimitano delle aree che le persone sono terrorizzate alla sola idea di vivere là. Se fino a un minuto prima non ci avevano pensato, a quel punto sono terrorizzati. Oddio, dove vivo? Oddio, aspetta che la prima cosa che faccio metto in vendita questa casa e mi allontano dalla zona rossa. Ci sarà un crollo dal punto di vista immobiliare di quelle aree e molto probabilmente uno dice, vabbè, sai cosa ti dico? Allora a questo punto vado ad acquistare a sottoprezzo un fabbricato che magari l'avrei pagato l'80% in più, il 50% in più, il 20% in più. Va bene? Su questa cosa noi dobbiamo fare veramente un'attenzione enorme. Lì per lì hai la sensazione di fare una cosa fatta bene, perché io penso che nessuno faccia una norma pensando alle ricadute negative. Però ogni volta che facciamo una norma, e questo lo dico a tutti i cittadini, a tutti i colleghi, a qualsiasi legislatore, ogni volta che facciamo una norma dobbiamo sempre pensare a tutte le sue ricadute. Grazie a Serena Pellegrino, consigliera regionale di Alleanza Verdi Sinistra, grazie a chi ha scritto e a chi ha telefonato. Vi ricordo gli appuntamenti nostri: alle 13 il pre-telegiornale, 13:20 il telegiornale, alle 17:55 Trieste in diretta, alle 19:30 il telegiornale e alle 21:10 circa l'appuntamento con Ring. Buona giornata a tutti, ci vediamo più tardi, arrivederci. Arrivederci a voi.